Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi in questa quarta giornata dell'anno, il 4 gennaio, avremo ospiti in studio. Prima Francesco Bussani, capogruppo del Partito Democratico e consigliere comunale a Muggia, nonché nella segreteria del PD, e Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega. Quindi se vorrete dialogare con loro oppure fare le vostre segnalazioni potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci un'email all'indirizzo che vedete appunto in sovraimpressione. Andiamo a vedere subito le previsioni del tempo, come facciamo sempre ogni mattina. Allora, vediamo con il sito dello Smeralpa regionale la situazione generale. Sulla regione prevalgono correnti secche occidentali in quota, mentre nei bassi strati è presente aria umida. Venerdì si avvicinerà una depressione atlantica che causerà precipitazioni diffuse abbondanti da venerdì sera e per tutta la giornata di sabato 6. Quindi vediamo che oggi giovedì 4 gennaio, cielo poco nuvoloso sulla zona montana, è prevista maggiore nuvolosità dovuta a nubi basse su pianura e costa, specie a est. Su pianura e costa possibili anche foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Poi ancora invece nella giornata di domani, venerdì 5, al mattino nuvolosità variabile, copertura in aumento del pomeriggio, dalla serata saranno probabili precipitazioni estese a partire da ovest, in genere moderate. Quota neve inizialmente dai 1000-1300 metri sulle Alpi, dai 1300 ai 1600 metri sulle prealpi. In serata soffierà scirocco moderato sulla costa. Quindi in arrivo lo scirocco anche sabato 6 gennaio, cielo coperto con precipitazioni estese, intense nevicate in quota con neve fino a circa 1000-1200 metri sulle Alpi e anche fino a fondovalle nel Tarvisiano, 1200-1400 metri sulle prealpi, ma con quota inizialmente anche superiore. Piogge intense a quote inferiori e in pianura, abbondanti sulla costa ma con probabili possibili temporali. Venti sostenuti da sud sulla costa, da nord-est in pianura, bora sostenuta dalla serata. Questa è la situazione del weekend che poi nella giornata di domenica, lo vediamo, prevede anche un miglioramento del tempo. Cielo ancora coperto, ma nella notte tra sabato e domenica saranno possibili deboli precipitazioni residue che cesseranno nel resto della giornata, quindi le precipitazioni si limiteranno all'intera giornata, diciamo, dell'Epifania. Allora, andiamo a vedere il piccolo, la prima pagina in edicola quest'oggi. Vediamo che sul piccolo oggi campeggia in prima pagina il titolo con il quale abbiamo aperto anche noi il telegiornale di ieri. Lilli sì alla riesumazione, la decisione presa dalla Procura sulla base della relazione della consulente Cattaneo. Il prossimo 26 gennaio il sostituto procuratore Maddalena Kergia conferirà l'incarico di consulente a Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin. Sono i professionisti che affiancheranno l'anatomopatologa forense Cristina Cattaneo nella lettura del cadavere di Liliana Resinovic, che verrà riesumato nei giorni successivi. A Cattaneo la Procura aveva affidato una nuova consulenza medico-legale dopo che il GIP Luigi Dainotti non aveva accolto la richiesta di archiviazione. Ancora strage in Iran, tra la folla 103 morti, e questo è il titolo che c'è su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il raduno sulla tomba di Soleimani, USA e Israele, non c'entriamo. E poi niente libera circolazione in Unione Europea, la beffa per i serbi del Kosovo. Ancora la cronaca cittadina, invece quarto blitz al silos delle forze dell'ordine, trovati 125 migranti, il calendario dedicato a Margherita Hack dagli enti scientifici e poi al Coroneo nasce una squadra di basket guidata da Attruia. Ancora troviamo i redditi dei consiglieri regionali, Fedriga in vetta, poi Giacomelli, le dichiarazioni dei redditi in regione. Ancora sospese le operazioni per il cambio di sesso e la transizione di genere in Italia. Il
percorso di transizione è un iter lungo e non privo di difficoltà. Avventure e affari di Marco Polo, da domani il libro in edicola con il quotidiano Il Piccolo. Allora andiamo a vedere ancora altre prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Qui abbiamo visto appunto Il Piccolo, allora andiamo a vedere La Repubblica, la strage dei Pasdaran. Ecco, come vi dicevo appunto, questa è la notizia di cronaca internazionale: il rischio escalation in Medio Oriente, Iran, esplodono 2 bombe tra la folla sulla tomba del generale Soleimani, 100 morti, Teheran e terrorismo, dura la reazione di Raisi e Khamenei e gli attentatori saranno schiacciati, dicono, Washington non è opera nostra, è l'ISIS, Nasrallah, Israele pagherà per il blitz a Beirut, ci vendicheremo, davvero sale la tensione. Sarebbero 100 le persone morte, 210 quelle rimaste ferite nell'esplosione di 2 bombe a Kerman in Iran mentre rendevano omaggio a Soleimani, il comandante dei Pasdaran ucciso 4 anni fa in un raid americano a Baghdad in Iraq. Le autorità iraniane parlano di attacco terroristico. Tornano le guerre segrete, l'analisi di Repubblica. Ancora a caso Pozzolo, spunta una ipotesi: non sarebbe stato il solo a sparare, sequestrate altre armi al deputato. Meloni ha deciso la cacciata dal partito, questo è il retroscena che ci racconta appunto Repubblica. Ancora andiamo a vedere il Corriere della Sera, strage in Iran, alta tensione, oltre 90 morti in 2 esplosioni, Teheran e terrorismo, e in Libano Nasrallah accusa Israele. Gli attentati vicino alla tomba di Soleimani, il rischio escalation, il Mossad dopo il raid a Beirut, colpiremo ancora, dice. Strage in Iran, l'attentato durante le celebrazioni per il 4º anniversario della morte del generale Soleimani, oltre 90 le vittime che si trovavano nel cimitero di Kerman. Qui sul Corriere troviamo anche, e per fortuna insomma, argomenti più leggeri, il post dell'influencer, Ferragni torna sui social, mi siete mancati. Ancora così cresce il pericolo di un conflitto allargato e ISIS oppositorio trame, quelle bombe senza firma sono i commenti al Fatto però del giorno. Si parla anche qui del caso Pozzolo, sospensione vicina, il ferito, basta menzogne, il deputato di Fratelli d'Italia, io non ho sparato. Meloni oggi le risposte. Lo sfogo di Luca Campana, appunto la persona ferita, mai vista quella pistola, tantomeno l'ho toccata. Andiamo a vedere la stampa, Iran, paura, escalation, strage sulla tomba di Soleimani, Nasrallah, se Israele attacca il Libano se ne pentirà. Il caso Cecchettin, ancora, perché l'emotività e il moralismo non servono a molto, e l'editoriale sui diritti. Ancora l'economia, concorrenza, Meloni difende i balneari, Tremonti, Bolkestein superata dalla storia. Il ricatto inaccettabile delle piccole lobby e l'analisi invece del retroscena, insomma, di questa vicenda di cui abbiamo parlato anche noi ieri alla fine del telegiornale. La polemica, quelli che attaccano il padre di Giulia, invece si torna al caso dell'omicidio Cecchettin e di tutti i risvolti che ha avuto. Resa dei conti invece, questo in primo piano su Libero, lo scandalo della toga rossa, la Corte dei Conti pronta a processare il consigliere che sui social copre di insulti il governo e la destra, e l'inchiesta sui Verdini si trasforma in un assalto a Salvini. Il possesso è legittimo, invece questo il commento di Libero, non confondiamo un pistola con il dibattito sulle armi. Ancora vacanze di Natale nel quarantennale, sessista e volgare, buon costume di sinistra contro vacanze di Natale. Il Giornale, vediamo, è più pericoloso il giudice militante del deputato di Fratelli d'Italia, l'editoriale significativo di Alessandro Sallusti, la toga antigoverno straparla ancora. E poi sparo al veglione, ora è giallo sulle versioni, il caso Pozzolo, per l'onorevole il ferito si è colpito da solo ma l'altro smentisce. Ancora attentato in Iran, più di 100 vittime.
vittime. L'uccisione del vice di Hamas, prima vera vittoria di Israele, dice il re degli 007 Mancino. Il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere: strage in Iran, pronti alla guerra senza limiti, Nasrallah Hezbollah minaccia. Poi ancora sul caso Pozzolo il ferito smentisce, mai toccato l'arma. I pronti e il merito, Fratelli d'Italia, che bella classe dirigente, gaff e asinate, così commenta il Fatto Quotidiano. Le intercettazioni invece su Verdini Junior, ho portato il dirigente FS da Matteo, l'uomo del ponte, Salvini e Francesca a disposizione. Appalti ANAS pilotati, il figlio di Denis Verdini ammette: ho venduto il rapporto con il ministro leghista. E la replica: erano rimasti 2 posti liberi, sottosegretario Freni gratis alla prima della Scala, e i biglietti valgono 15.000 euro. Conferenza stampa, c'è il caso Rai News, telefonate e training, così la Premier prepara il ring di oggi con i giornalisti. Sapete che appunto ci sarà la più volte rinviata conferenza di bilancio, insomma, dell'anno. Domani così Salvini ha incontrato Huawei, il colosso cinese cliente dei Verdini, gli spari di Pozzolo, il MES e il leghista. Oggi Meloni allo stress test della conferenza stampa. Questa invece è la lettura del Domani, che ci dà conto anche di quello che è successo in Iran, e strage alla tomba di Soleimani, una doppia esplosione durante le celebrazioni dell'anniversario del generale iraniano ucciso dagli USA. La guerra si allarga agli alleati di Hamas, il leader di Hezbollah accusa Israele per il raid di Beirut. 2 colpi strategici ai nemici di Israele danno respiro al governo di Netanyahu. Questa è la notizia su Il Domani. Andiamo a vedere anche la pagina sempre la prima pagina del Piccolo, ma dell'edizione di Gorizia e Monfalcone. Poi andremo a leggere anche magari qualche pagina interna. Vediamo la cronaca, scoperta una discarica vicino al monumento della strage di Peteano, ancora autisti con licenze a Cormons ma operativi illegalmente a Fiumicino, quindi a Roma. Casa dei senza tetto sarà ricostruita con 1 milione, questo accade invece a Monfalcone. Allora andiamo a vedere il Piccolo nelle pagine interne, torniamo al Piccolo dell'edizione di Trieste. Qui c'è il consueto bilancio dei redditi, la dichiarazione insomma dei redditi di Palazzo. Il Palazzo in questo caso è quello di Piazza Oberdan, quindi il Consiglio regionale. I Fedriga in testa con 132.000 euro, altri 9 consiglieri oltre quota 100.000. Qui vediamo anche alcune curiosità che si raccontano in questi casi, dalla Vespa di Moretuzzo al trattore usato da Budai nella sua azienda agricola. Tutti anche i mezzi insomma sono naturalmente contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Il capofiladema è Francesco Russo. Qui vediamo Giuseppe Gersinic, che possiede anche delle azioni della Juve evidentemente. Donne in coda come Rosaria Capozzi dei 5 Stelle. Il caso compensi a zero per Balloch durante l'emergenza Covid, l'imponibile crolla a 70 euro. Esponente dei Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Cividale. Vediamo ancora Fratelli d'Italia verso la sospensione di Pozzolo, secondo il partito è indifendibile l'irritazione di Meloni e l'appello di Avvenire. Adesso la destra dimostri di essere all'altezza della guida del Paese. Si va verso appunto l'espulsione e la sospensione del parlamentare, del deputato. Ancora ritirate le armi del deputato e manca la querela del ferito. Qui vediamo anche un'immagine del castello di Rosazza vicino Biella. Ancora ambulanti e rapporti con Salvini, un doppio bivio per la Premier. Si valutano i rilievi del Colle sulle concessioni, i toni della Lega fisiologici e in campagna elettorale. Qui vediamo un'immagine di un'altra conferenza stampa dello scorso anno. Oggi la conferenza stampa rinviata 2 volte a causa dei problemi di salute appunto della Premier.
Ancora il caso Verdini Junior non risponde al GIP, scena muta per tutti gli indagati, gli interrogatori appunto sul caso dei Verdini, padre e figlio. Qui c'è una buona notizia che abbiamo dato anche noi ieri: il gas costa meno, bolletta giù del 6,7%, ma da gennaio l'IVA passerà dal 5 al 22%, quindi si prepara comunque una stangata ai consumatori sul piede di guerra. Senza nuovi aiuti il 24 sarà una Caporetto, il calo dovuto al prezzo del metano, quindi con una buona notizia parzialmente così rovinata da quella cattiva. Lo stop alle operazioni di cambio di sesso l'abbiamo visto in prima pagina. Al centro disforia di genere di Trieste, polo d'eccellenza a livello italiano, interventi sospesi e liste d'attesa bloccate. La denuncia da parte di Euforia Friuli Venezia Giulia, realtà che offre sostegno alle persone trans. In passato a Catinara venivano fatte decine di riattribuzioni l'anno, oltre 350 dal 95. Qui vediamo nessun incarico nel privato in futuro per Carlo Trombetta, in pensione da fine gennaio, lo storico direttore di urologia. Negazione dei diritti che mette a rischio la sopravvivenza di persone fragili, l'attacco del Dem Zan. La società italiana è più consapevole, ma sul piano politico e istituzionale siamo in drammatico ritardo, dice. Allora, andiamo a vedere ancora le notizie molto rapidamente che riguardano la nostra città e qui vediamo ancora in primo piano nelle pagine della cronaca di Trieste il caso Resinovic. La scomparsa di Liliana e 2 anni di misteri, le indagini continuano. Questo il 14 dicembre, qui il 3 dicembre il cadavere di Lili andrà riesumato, nuova autopsia per avere risposte. E oggi la dichiarazione, ieri in realtà appunto la dichiarazione, la ufficializzazione: Lili, il corpo sarà riesumato. La decisione presa dalla procura sulla base della richiesta depositata dalla consulente Cattaneo, necessari nuovi esami. Quindi ci sarà il 26 gennaio l'incarico ai 3 esperti, Tambuzzi, Leone e Vanin, che affiancheranno la collega nell'analisi. Allora, rivediamo anche il nostro servizio, anche con le dichiarazioni rese a Tele4 dal marito e dall'amico di Liliana. Vediamo. Il cadavere di Liliana Resinovic, trovato 2 anni fa nel parco di San Giovanni, sarà riesumato. La decisione è stata formalizzata oggi dalla Procura di Trieste, che ne ha dato notizia attraverso un comunicato stampa a firma del procuratore capo Antonio De Nicolo. Il pubblico ministero Maddalena Kergia, titolare del fascicolo d'indagine aperto per omicidio, ha disposto con l'accertamento non ripetibile il conferimento dell'incarico a un collegio di consulenti esperti chiamati a svolgere tali delicate operazioni. La riesumazione era stata segnalata come opportuna dalla superconsulente della Procura, la dottoressa Cristina Cattaneo, e anticipata in una trasmissione TV dall'ex generale dei RIS Garofano, consulente del marito della donna Sebastiano Visintin. Oggi dunque è arrivato l'atto ufficiale su una decisione che era nell'aria da tempo. Il conferimento dell'incarico di riesumazione per effettuare una nuova autopsia dovrebbe avvenire, secondo quanto scrive la Procura, alla fine di gennaio, dopo che saranno stati avvisati i parenti di Liliana e i loro avvocati. L'esame dovrebbe fornire nuovi possibili elementi di indagine, ma anche sgombrare il campo dai dubbi relativi all'autopsia precedente. La speranza è che si faccia finalmente luce sul giallo della morte di Liliana Resinovic, che, lo ricordiamo, scomparve dalla sua abitazione di via Verrocchio il 14 dicembre 2021 e fu trovata morta il 5 gennaio del 22 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, dentro a sacchi di plastica. E l'auspicio espresso a Tele4 sia dal marito Sebastiano Visintin che dall'amico Claudio Sterpin. Se tutto questo possa aiutare gli inquirenti, chi sta lavorando sul caso, e dare delle risposte, avere delle risposte, ben venga, insomma. Io spero che queste nuove e ulteriori indagini possano dare quelle risposte che noi tutti ci aspettiamo, io e anche i familiari. Noi tutti lo speriamo, perché finalmente, e sarebbe ora dopo 2 anni, lo dico, vorremmo sapere quando, soprattutto quando.
Queste dunque le parole, appunto, i commenti dopo la decisione della Procura di procedere con la riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Bucarella, a lei e tutti i telespettatori. Iniziamo con il dire che la notte appena trascorsa non ha presentato nessuna problematica particolare, solamente interventi di routine da parte delle nostre pattuglie. Come ho avuto già modo di dire in questi giorni, siamo in una fase di stasi un po' del traffico, della movimentazione sia di persone che di merci. Anche il fatto che le scuole siano chiuse fa sì che ci sia un periodo, diciamo, di relativa tranquillità, anche se l'inconveniente è sempre alla porta, come potrà ben pensare. Per il resto della giornata non abbiamo infatti nessuna cosa particolare in agenda che possa andare a turbare questa giornata. E da quanto posso vedere dalle telecamere il traffico è forse più scarso del solito, visto anche il buio. Niente, a questo punto ricorderei solamente che sabato ci sarà la corsa della Bora, sono previsti dei divieti sulla strada vicentina, detta anche napoleonica, zona Contovello, e dei divieti di transito con delle chiusure a spot per questa corsa che parte da Piazza Unità e raggiunge l'altipiano e poi si snoda appunto sulle località carsiche. Non ci sarà quest'anno l'edizione urban che raggiungeva San Giusto, perciò diciamo la città è sgravata un po' da questo tipo di divieti o altro. Bene. Magari ne riparleremo in questi giorni. Sicuramente. Ottimo, allora grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto a voi, un saluto a tutti. Grazie, allora noi andiamo avanti e torniamo a leggere il piccolo nella cronaca di Trieste. Vediamo che continua ancora l'attività della polizia all'interno del Silos, poliziotti di nuovo al Silos, identificati 125 migranti, nel controllo accertata la presenza irregolare per 13 persone portate in questura. Si tratta della quarta operazione di verifica a partire dallo scorso settembre. Il nostro Gianluca Paladin ieri mattina era proprio presente sul posto per seguire appunto questo che viene chiamato blitz in gergo giornalistico, in realtà è un'operazione insomma di controllo all'interno della struttura del Silos. La Polizia di Stato, la Guardia di Finanza con le unità cinofile e la Polizia Locale sono intervenuti per identificare i profughi all'interno della struttura fatiscente, come ci ha raccontato anche ieri il nostro Gianluca Paladin. Allora forse possiamo rivedere insieme il nostro servizio proprio su questo nuovo blitz delle forze dell'ordine all'interno del Silos. Ancora qualche istante di pazienza, eccolo qui. Nuovo blitz delle forze dell'ordine all'interno del Silos di Trieste questa mattina. In 40 tra finanzieri, poliziotti e polizia locale sono tornati nella fatiscente struttura per vagliare la posizione dei 120 migranti che vi erano all'interno. Di questi 13 sono stati portati in questura con l'invito a regolarizzare la propria posizione, ovvero presentare domanda d'asilo o di protezione internazionale. Gli altri invece hanno presentato alle forze dell'ordine la regolare documentazione. Mentre i poliziotti controllavano i documenti che i migranti avevano già in possesso, le unità cinofile della Guardia di Finanza procedevano con la perquisizione dell'area. Nessuna sostanza stupefacente è stata trovata nel Silos. 120, dicevamo, le persone ospiti della struttura nella giornata di oggi. 180 invece sono i migranti che attualmente si trovano a Trieste ma non hanno un luogo dove stare. Tutto fa pensare che gli ospiti del Silos siano quindi di più dei 120 controllati. L'area infatti è caratterizzata da un via vai continuo di profughi che tornano nella fatiscente struttura dopo essere andati a recuperare vestiti, generi alimentari e altri beni di prima necessità forniti da varie associazioni.
Queste le notizie, torniamo a leggere Il Piccolo, andiamo a vedere che ritorna, per dire la verità, la raccolta solidale di giocattoli e libri per i bambini. Torna Giocattoli in Movimento, l'iniziativa voluta dal Movimento 5 Stelle per raccogliere giocattoli e libri da donare ai bambini con famiglie in difficoltà. Giocattoli in Movimento è un'iniziativa molto semplice, genitori e bambini possono portare al gazebo dei 5 Stelle i giocattoli che non vengono più utilizzati e che sarebbero destinati a qualche cassetto, cantina o discarica. In cambio potranno scegliere un gioco o un libro nuovo. Gli attivisti dei 5 Stelle saranno presenti in Largo Barriera domani dalle 16 alle 18 e sabato dalle 11 alle 18. I giocattoli raccolti verranno distribuiti alle associazioni che seguono le famiglie in difficoltà sul territorio. Qui vediamo anche l'appello del segretario della CGIL Piga, servizi sanitari in crisi, stop agli interventi tampone, ci vuole insomma un cambio di passo, e poi al via esami gratuiti per prevenire malattie non trasmissibili, selezionati residenti tra i 35 e i 74 anni coinvolti nell'iniziativa Comune e Asugi. Vediamo ancora il dibattito intorno alla nostra storia, quindi al 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Vediamo lo storico Pupo che dice: il ritorno all'Italia va celebrato degnamente, Trieste lo sta scordando. Secondo uno dei massimi esperti delle vicende del confine orientale, dopo 70 anni i cittadini rischiano di non sentire più la ricorrenza. E poi parlata il professore emerito dell'Università Internazionale di Roma, per lui sarebbe importante ideare un'iniziativa di impatto emotivo, rievocazione da Duino a Piazza Unità per coinvolgere la gente. Queste le interviste per fare il punto appunto dell'anniversario, come ha già fatto ieri Il Piccolo. Qui vediamo: addio al capitano di vascello Muner, in Albania organizzò la guardia costiera, ufficiale di marina, divenne anche giornalista. Il lavoro in capitaneria e gli incarichi all'estero, martedì l'ultimo saluto. Qui vediamo si è spento all'età di 79 anni. Saldi di fine stagione, da domani ultimi giorni per il mercatino di Natale in Piazza della Borsa. I commercianti puntano a sfruttare anche la presenza di turisti, che proseguirà almeno fino al weekend dell'Epifania. Vediamo al via domani a Trieste i saldi di fine stagione, come in tutto il Friuli Venezia Giulia e nella maggior parte delle regioni italiane. I commercianti stanno provvedendo alla sistemazione della merce con i nuovi prezzi, insieme a vetrofanie e avvisi dedicati che annunceranno gli sconti applicati. Qui vediamo un'immagine del mercatino di Natale proprio in Piazza della Borsa. Sull'avvio dei saldi, ma non solo, sul futuro del commercio triestino, abbiamo intervistato il presidente di Confcommercio, oltre che della Camera di Commercio, Antonio Paoletti, che ha dato insomma un po' le sue ricette per lo sviluppo futuro del commercio a Trieste. Vediamo. Il presidente provinciale di Confcommercio Antonio Paoletti sui saldi, partenza dopodomani 5 gennaio, ha le idee chiare e da tempo. Bisogna cambiare le date, ma la decisione, sottolinea, deve essere presa a livello nazionale. Qui c'è bisogno di una legge nazionale che faccia due cose, che sposti i saldi in avanti, quelli di gennaio a fine febbraio, a metà febbraio, capito. Quelli di luglio a dopo agosto, dopo il 16 agosto, dopo Ferragosto e così via, ma nel contempo che blocchi le vendite promozionali a ridosso dei saldi. Ospite ieri di Trieste in diretta per ricordare il concerto Buon anno Trieste in programma a Rossetti sabato 6 gennaio, inizio ore 20, Paoletti fra le altre cose si è soffermato sulla geografia del commercio triestino, partendo dalle zone che in un'ipotetica monopoli del settore rappresenterebbero Parco della Vittoria e Viale dei Giardini. Oggi abbiamo Corso Italia, San Nicolò, Mazzini, qualche via limitrofa, troppo poco per una città come Trieste, troppo poco. Bisogna che e le attività stanno andando già, belle attività in fondo di Corso Italia, anche in fondo a via Mazzini. Piazza Goldoni dovrebbe essere un po' rivisitata, riadattata, quella piazza fatta
piace, non piace, ma non accoglie. Detto ciò, vi sono zone che, come dire, sembrano mancare all'appello o per certi aspetti non aver mantenuto le promesse e dalle quali la categoria presta un'attenzione particolare. Ci manca di inglobare, se vogliamo, di inglobare nella città ancora quella parte che è la via Carducci, che è Largo Barriera, Largo Barriera e Corso Saba. Oltre che via Imbriani, la parte alta di via Mazzini, e poi ci stiamo spostando verso la parte di via 30 ottobre in fondo, di via Trento, per arrivare a via Torre Bianca, che si sta animando di bei negozi, di belle attività, sia in pianta, cioè sia su strada sia nei piani servizi. In un simile contesto si inserisce il discorso sui rioni immediatamente a ridosso del centro. Per essi Paoletti ripropone il concetto di centro in via, svelando una serie di progetti piuttosto prossimi. Abbiamo uno che lo faremo in centro, uno sarà a San Giacomo e uno sarà a Roiano. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora andiamo a leggere una delle mail che sono arrivate al nostro indirizzo per una segnalazione che ci fa il signor Piero. Buongiorno, vi scrivo per segnalare il reale pericolo nel percorrere 2 tratti stradali che mi impegnano quotidianamente, scrive Piero. La pericolosità dei luoghi è facilmente constatabile. Primo posto l'intersezione tra la rampa d'uscita della sopraelevata e via Caboto all'altezza dell'attraversamento ferroviario. Ci sono formate delle buche dovute alla presenza delle vecchie traversine asfaltate. Secondo posto, in zona canale navigabile all'intersezione con via Parlotti si sono formate delle buche estremamente pericolose, sempre nelle sedi delle vecchie rotaie, causa cedimenti strutturali. Il passaggio degli autocarri diretti alla nota ditta con sede in luogo, loro malgrado ha provocato delle vere e proprie voragini estremamente pericolose per ogni tipo di veicolo, motocicli in primis, le cui conseguenze in caso di caduta potrebbero essere devastanti. Siete pregati di segnalare la pericolosità estrema a chi di dovere. Grazie per la cortese attenzione. Allora, ringraziamo invece Piero proprio per questa segnalazione che giriamo, e poi magari cercheremo anche di andare a vedere in loco la situazione. Allora andiamo a vedere ancora le notizie internazionali sui quotidiani, vediamo il Corriere della Sera, torniamo appunto sul caso che in prima pagina un po' ovunque, strage sulla tomba di Soleimani, Nasrallah minaccia Israele, attentato alla cerimonia per il generale iraniano ucciso dagli USA, oltre 90 morti, il capo di Hezbollah, vendicheremo l'uccisione del leader di Hamas in Libano. Questa è la situazione incandescente. Ancora, accuseranno lo Stato ebraico, cresce il rischio di un allargamento del conflitto, l'intervista allo studioso Vali Nasser. Poi ancora vediamo i vari gruppi che compongono l'Iran, gruppi diciamo così dei partiti, dei vari partiti e delle varie etnie, un eccidio per scuotere il regime degli Ayatollah, ISIS, Israele, oppositori, quelle bombe senza firma, la pista esterna subito evocata da Teheran e utile a fini interni. Allora andiamo a vedere, torniamo invece sul piccolo per tornare alle notizie di casa nostra. Qui abbiamo già visto appunto la partenza prossima dei saldi, c'è anche il compleanno per l'area di sgambamento per cani dove si pratica anche la riabilitazione motoria degli animali, in origine era un negozio, il salotto di Mafalda, 10 anni, giochi, piscina e buon umore. Poi ancora il ricordo della scienziata Margherita Hack, il calendario nato con il progetto Viva
Viva Marga, le varie tappe firmate dagli enti scientifici. E qui vediamo appunto un'immagine del calendario dedicato alla Signora delle Stelle, la vita e le passioni di Margherita Hack narrate in 12 mesi. E qui vediamo appunto proprio le varie spiegazioni nei 12 mesi che compongono il calendario. Andiamo ancora a vedere le notizie dai paesi vicini, dai comuni vicini. Il progetto Una nuova sala congressi vicino al centro di Sistiana, lo studio Progetec per 32.500 euro, l'incarico di disegnare il futuro dell'ex sede della comunità montana del Carso, dialogo con la regione per i fondi utili ai lavori. E poi altri 4 spettacoli nella stagione teatrale invece del Centenario Verdi, il Teatro Verdi di Muggia. E vi ricordo che proprio un consigliere comunale di Muggia, Francesco Bussani del Partito Democratico, quindi dell'opposizione a Muggia, sarà presente qui da noi fra poco alle 8 per dialogare con voi telespettatori. Un altro esponente dell'opposizione è Maurizio Fogar, che qui vediamo fotografato con una iniziativa, la mozione del consigliere della Civica Muggia, salario minimo negli appalti comunali, contrasto al lavoro povero e al precariato, lo chiede il consigliere comunale di minoranza Maurizio Fogar della lista Civica Muggia, con una mozione che sarà discussa in occasione del prossimo Consiglio Comunale, con la quale chiede all'amministrazione guidata dal sindaco Polidori di introdurre la precondizione obbligatoria nella stesura del testo di tutti gli appalti comunali e nelle assegnazioni dirette che tutti i lavoratori che saranno impegnati da coloro che si aggiudicheranno un appalto o trattativa diretta del Comune di Muggia dovranno avere un salario minimo di 9 euro all'ora. Allora, vediamo anche il Pignarul del Mare al villaggio del pescatore che si appresta a vivere appunto sabato, giorno dell'Epifania, il tradizionale appuntamento col Pignarul del Mare, il cosiddetto falò d'inizio anno. Si tratta del secolare appuntamento le cui origini risalgono addirittura all'epoca pre-cristiana, che in base alla direzione che prendono le fiamme serve anche a prevedere se il raccolto delle campagne sarà buono e più in generale se l'anno appena iniziato sarà positivo. L'accensione del Pignarul è fissata alle 17:30 nel centro della frazione del comune di Duino Aurisina e sarà preceduta alle 17 da un piccolo concerto musicale all'aperto. E andiamo invece allora alle pagine del Piccolo di Gorizia e Monfalcone per vedere quello che succede appunto nelle zone a noi vicine, dove appunto questa tradizione dei Pignarul e dei falò è molto sentita, ma qui si parla di altro. In realtà a Gorizia, nella pagina di Gorizia, ecco le stazioni per auto elettriche, assegnati 34 nuovi stalli di ricarica. Si parla appunto della città di Gorizia, 11 le società nelle 17 aree individuate appunto in città, distribuzione capillare dal centro alla periferia. Ci sarà questa novità nel centro di Gorizia. Poi ancora andiamo a vedere la pagina di Monfalcone. Anche qui abbiamo visto appunto la notizia della riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic, che aveva vari rapporti anche con Gorizia. Allora, a Monfalcone, la nuova casa dei senza tetto, lavori per 1 milione in largo Isonzo, sarà abbattuta e rifatta la sede del centro blu che si chiamerà polifunzionale, pronto a novembre. Qui vediamo la struttura ormai abbandonata e fatiscente, ma cosa mai centrerà il blu, colore per definizione associato alla melanconia, col centro polifunzionale di Via Natisone 1 in procinto di abbattimento dopo la vittoria del PNRR da 1.090.000 euro. Niente, infatti il primo atto anche sulle carte progettuali che pur contengono ancora la sua originale dicitura centro blu appunto dell'esecutivo Cisinte, è proprio quello di depennare la nomea, quindi non si chiamerà più così, non si chiamerà più centro blu ma centro polifunzionale. 2 i livelli al pian terreno mensa e studio medico, sopra locali per rione e associazioni con l'ascensore
difensore. Poi ancora l'11 gennaio si aprono le buste dell'appalto sulla pista ciclabile, sempre in quel di Monfalcone. Si risana la cesura che ha diviso in due la città tra centro e periferia, previsti anche nuovi attraversamenti pedonali, verde e marciapiedi. Qui vediamo appunto la famosa ferrovia del cantiere che ben conosce chi abita a Monfalcone. Allora, sempre in zona Monfalcone, ieri ci siamo occupati della spiaggia di Marinanova per una segnalazione e un'interrogazione a livello regionale da parte dei consiglieri di minoranza della regione, appunto Moretti e Capozzi, sulla sicurezza appunto l'estate scorsa della spiaggia di Marinanova per l'assenza del numero previsto, insomma, di bagnini abilitati per i metri di spiaggia in concessione appunto a Marinanova. Allora c'è stata anche la replica del sindaco Cisint, rivediamo insieme il nostro servizio. La spiaggia monfalconese di Marinanova tra giugno e agosto dell'estate scorsa mancava dei requisiti di legge per quanto riguarda il servizio di salvataggio. Lo affermano in una nota il capogruppo del PD in Consiglio regionale Diego Moretti e la collega dei 5 Stelle Rosaria Capozzi, firmatari di un'interrogazione che chiede se la Regione sapesse del mancato rispetto dell'articolo della Capitaneria di Porto che prevede 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19 la presenza di un assistente bagnino abilitato con relativa torretta d'avvistamento ogni 80 metri di spazio balneare. Noi volevamo capire con un'interrogazione se vi è stata negligenza da parte di qualcuno degli enti, premesso che poi alla fine, per fortuna, in quelle 2 settimane in cui mancava la vigilanza non è successo niente, pur essendo l'attività andata avanti normalmente. La Capitaneria, continuano i consiglieri d'opposizione, accertata l'inadempienza, avrebbe costretto la società a provvedere, operazione che ha richiesto però alcune settimane, nel corso delle quali i cittadini hanno continuato a fare il bagno. Moretti e Capozzi vogliono vederci chiaro, visto che l'inadempienza potrebbe essere causa di revoca della concessione, e hanno fatto una richiesta d'accesso agli atti. Da quanto ci risulta è stata fatta la segnala di fida ad adempiere da parte della Capitaneria di Porto, che ha rilevato solo un bagnino rispetto ai 3 previsti. Nel frattempo il comune, che è titolare della concessione, sembra non sia intervenuto, e attendiamo anche l'accesso agli atti per capire quali documenti ci sono. Anche questa volta la sinistra ha franato e la replica del sindaco Anna Maria Cisint. Regione e comune non hanno nulla a che vedere con tali questioni di sicurezza, di competenza della Capitaneria, e lo Stato a stabilire distanza e numero degli assistenti bagnanti che devono essere presenti lungo le spiagge. La regolarità della gara per la concessione dell'area demaniale, continua il sindaco, è stata confermata prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, che hanno rigettato le accuse che Green Coop ci aveva rivolto, e conclude con la replica politica: sarebbe il momento che Moretti cominciasse a lavorare a favore di Monfalcone e non contro la stessa. Allora torniamo ancora a leggere, restiamo a Monfalcone, le notizie sul piccolo, edizione appunto di Monfalcone. La statua del Gesù distrutta, non c'è matrice religiosa, questo è l'esito delle prime indagini sull'accaduto, e quanto trapela dalle indagini filtra dal comune che qualcuno si è fatto avanti. Saulo Morsolini: il sindaco non indossi i panni dell'investigatore e abbassi i toni. Questa è la critica da parte dell'opposizione in consiglio comunale. Si stringe comunque il cerchio attorno ai responsabili dell'ingiustificato atto vandalico, al simbolo della Natività deposta sul piastrellone di Piazza Grande, la statuetta del Bambin Gesù. In 8 minuti, tra le 3:15 e le 3:23 del 1° gennaio, il pargoletto è stato prelevato dal presepe e fatto saltare per aria, presumibilmente con dei petardi. Allora, torniamo all'edizione di Trieste del piccolo per dare conto ancora appunto delle notizie che ci
ci interessano da vicino. Per quanto riguarda l'economia, vediamo che i tassi, l'Euribor in lieve calo, si allenta la stretta sui mutui, e questa è una buona notizia che riguarda in realtà tutti, l'attesa, o almeno tutti coloro che hanno un mutuo, l'attesa di un'inversione di rotta della Banca Europea mostra i primi effetti. L'impatto sul mercato immobiliare a nord-est, i prezzi restano ancora elevati. Poi ancora Carnival, Dora Magic, in viaggio la prima nave made in China. Questa è la nave appunto fatta in Cina. Ancora la società del gruppo delle ferrovie TX Logistic in Germania lancia l'asse ferroviario per ridurre le emissioni. Questo per quanto riguarda la pagina dell'economia. Qui c'è anche un articolo di Paolo Rumiz che invece si occupa di un concerto ma particolarmente significativo, l'orchestra che unisce e rinasce. Qui vediamo un'immagine di una performance della European Spirit of Youth Orchestra sotto il direttore Igor Coretti e a destra qui vediamo un'esibizione con Paolo Rumiz come voce narrante. Quindi domani al Teatro Rossetti suonerà l'Europa, così l'attacco di Paolo Rumiz con non quella ufficiale che si trascina e si balcanizza in sterili sovranismi solo per richiudersi in reticolati, ma quella vera, ancorata al sogno dei giovani e al mito dei padri fondatori. A farci sentire la sua voce sarà appunto l'orchestra dei giovani che in occasione dei suoi 30 anni di vita darà vita a un concerto a chiusura di una fulminante tournée danubiana. In tempi in cui tutto è commercio, l'evento sarà la celebrazione di un atto di fede, quello di una compagine musicale di giovani che, superando 1000 ostacoli, è rinata ogni estate con elementi nuovi selezionati in tutto il continente e in special modo nell'Europa centro-orientale. Allora andiamo a vedere anche le notizie dall'Italia. Pellegrini e mamma della piccola Matilde, ha fatto anche il giro dei social ieri questa notizia, lieto evento dopo 2 giorni complicati, come ha rivelato il neopapà Matteo Giunta. Federica Pellegrini ha dato alla luce la sua piccola nata ieri mattina alle 6:51 nell'ospedale di Negrar nei pressi di Verona. Finalmente sei arrivata, il post su Instagram che vediamo in questa fotografia in cui la coppia annuncia la nascita della piccola Matilde. L'ex della banda della Magliana, muore Luciano Mancini, principe dei soldi, era l'investitore dei capitali che provenivano dalla banda della Magliana, famigerata insomma. Il prof eroe del Covid ora scrive a Mattarella: è ancora un precario della scuola. Il professor Ambrogio Iacono aveva continuato a insegnare in DAD in piena pandemia dal letto d'ospedale dove era ricoverato per una grave forma di Covid, e per questo il presidente Mattarella a ottobre 2020 lo aveva nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Eppure ancora oggi Ambrogio Iacono, 52enne docente ischitano, il prof eroe divenuto uno dei simboli della lotta alla pandemia, continua a restare un precario oltre 20 anni dopo aver vinto il concorso per insegnante di ruolo. L'auto in mare, dopo lo scontro muore 19enne, incidente stradale nel Cagliaritano. Poi ancora vediamo influenza e bronchiolite, pediatrie sotto pressione. L'allarme lanciato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, impennata di casi registrati tra i bambini, in particolar modo tra gli under 5. Gli esperti sotto le feste, precauzioni saltate. Quindi nelle pediatrie e nei pronto soccorso italiani la pressione in questi giorni è alta, l'influenza in maniera maggiore e il virus respiratorio sinciziale responsabile della bronchiolite stanno colpendo pesantemente i bambini, specie quelli sotto i 5 anni. Questo è il quadro tracciato da Rino Agostiniani, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria. I reparti di pediatria sono pieni e lo stesso il pronto soccorso da nord a sud. Questo è il fenomeno che si sta verificando un po' in tutta Italia. Allora, vediamo anche il caso che abbiamo già visto in prima pagina sul Piccolo, l'intoppo di carattere politico e burocratico, niente libera circolazione nell'Unione Europea, la beffa per i serbi del Kosovo. Dal 1° gennaio l'obbligo di visto è caduto nel resto del paese, ma non per chi vive a nord e nelle enclave, quindi questo succede appunto
per quanto riguarda i serbi di quella zona. Quei cittadini rifiutano il passaporto di Pristina ma non possiedono quello di Belgrado, e quindi ragioni ancora, si torna alla politica e alle ragioni che poi affondano nella guerra che ha devastato i Balcani negli anni 90. Partito l'iter tecnico per costruire il ponte bis di Veglia entro fine 2029. Primo bando avviato dalla società autostradale croata, previsti 2 livelli, uno dei quali per la circolazione dei treni. La ferrovia raggiungerà lo scalo di Castelmuschio, dove si trova il rigassificatore offshore. Dopo il taglio del nastro resterà comunque attivo il gemello realizzato 44 anni fa. Andiamo ancora a vedere altre notizie. Abbiamo visto appunto quella principale un po' in tutti i quotidiani, l'abbiamo già letta sul Corriere della Sera. Vediamo anche qui sul Piccolo: strage in Iran, sulla tomba di Soleimani almeno 103 civili uccisi da 2 bombe. La folla si stava recando alla commemorazione del generale ucciso 4 anni fa dagli USA. I feriti sarebbero oltre 210. Noi ieri invece ci siamo occupati, tornando appunto alle notizie di casa nostra, ancora delle polemiche per quanto riguarda lo stadio Rocco e anche la possibilità di adeguare in qualche modo lo stadio Grezzar, il vicino stadio Grezzar, alle partite della Triestina, alle partite della Serie C. Lo abbiamo chiesto proprio ieri durante la puntata di Sveglia Trieste all'assessore comunale ai lavori pubblici e allo sport Elisa Lodi, che ha parlato di un caso possibile ma particolarmente complicato da realizzare. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Non sarà forse la soluzione definitiva, ma certamente quella di omologare lo stadio Grezzar alle partite della Triestina potrà essere un'opzione in più per alleggerire il carico che oggi pesa sulle spalle dello stadio Rocco, o meglio di chi oggi è deputato a fare delle scelte. L'assessore comunale a lavori pubblici e sport Elisa Lodi ha parlato di questo e molto altro oggi durante Sveglia Trieste, spiegando come assieme al sindaco siano in ballo diverse ipotesi che però non sono così semplici e immediate come si possa pensare proprio riguardo l'impianto di Valmaura. Grezzar, ci tenevo anche a dire che sono state fatte delle valutazioni in questi mesi per omologare il Grezzar e far disputare le gare al Grezzar. Non è un lavoro velocissimo e semplicissimo da poche migliaia di euro, come diceva il telespettatore. Bisogna fare diversi interventi manutentivi e di lavori proprio sulle tribune, ma soprattutto sulle vie d'esodo, perché la Lega Pro per omologare il campo chiede anche ulteriori vie d'esodo. Ovviamente si tratta di milioni di euro di intervento. Con il sindaco se ne è discusso, perché c'era anche, nel senso che il comune non si è tirato indietro nella possibilità di valutare questo intervento, però bisogna mettere sotto bilancia anche il fatto che con tutta l'omologazione, interventi sulle tribune, sulle vie di fuga, la sistemazione di seggiolini, insomma tutto quello che compete per omologare un campo, comunque si riuscirebbe ad avere non più di 6.000 persone di pubblico, quindi comunque sarebbe una struttura veramente ridotta per la capienza che può offrire il Rocco per la Triestina. Proprio sul Rocco l'assessore Lodi anticipa che venerdì ci sarà un incontro con la FIGC per fare il punto riguardo l'avvio dei lavori per il rifacimento del terreno di gioco. Allora io ho un incontro anche con Canciani questa settimana che mi darà poi lui le tempistiche e quindi avremo le tempistiche ovviamente dalla FIGC. L'appalto non è seguito dal comune, so che siamo a buon punto che il progetto esecutivo, quindi verrà fatta probabilmente una procedura, penso che cercheranno di fare la procedura più veloce possibile e di poter appaltare ovviamente di conseguenza. Ecco, io avrò un incontro con il presidente venerdì e quindi faremo il punto anche non solo tecnico ma ovviamente da un punto di vista politico. Allora, torniamo a leggere ancora, siamo sulla pagina della cultura del Piccolo, avventure e affari di Marco Polo, mercante del mondo globalizzato. Francesco Iori nel saggio edito da Programma individua i tratti contemporanei del grande veneziano. Questa è l'iniziativa editoriale del Piccolo. Poi ancora, sempre per quanto riguarda la pagina della cultura, c'è l'intervista a Maria Giovanna Elmi, una delle storiche annunciatrici RAI, da molti
molti anni vive a Tarvisio, nella nostra regione, con il marito, l'imprenditore Gabriele Massarutto. Allora, Maria Giovanna Elmi, signorina buonasera preferita, la mia TV era garbata nella Rai che compie 70 anni, entrò nel 68 come apprendista, presentò nel 77 il Sanremo di Mike, tornare all'educazione, dice, è possibile. Ci racconta di una TV d'altri tempi che è ancora, secondo appunto lei, tante persone, recuperabile in qualche modo. Alle 20:30 il Lago dei Cigni a Rossetti con il corpo di ballo dell'opera di Romania, l'appuntamento, e poi invece nella chiesa metodista il Magnificat dimenticato di Johann Sebastian Bach, oggi alle 18. Poi ancora andiamo a vedere invece la pagina dello sport, la situazione in casa triestina a Trento senza Lescano e emergenza in attacco, il bomber sabato si toglierà i punti della ferita alla gamba, con Redan out e Adorante partito, restano Finotto e Vertainen. Il terribile mix di squalifiche, infortuni e novità di mercato sta creando in casa Labardata una totale emergenza in vista della ripresa del campionato e della sfida di Trento di domenica con inizio alle ore 14. Soprattutto in attacco la Triestina alle prese con una situazione preoccupante, con Tesser che si ritrova in un colpo solo privo della coppia titolare di quella che finora era la principale più proficua alternativa, ma anche in difesa la situazione non è delle più brillanti. Le squalifiche come noto riguardano l'attacco Reden e in difesa Malomo, ma c'è anche Celeghin che priverà gli alabardati di un'importante pedina a centrocampo, quindi questa è la situazione non semplice per quanto riguarda proprio la Triestina, l'Unione, in vista della ripresa del campionato. La curiosità, l'Unione segna più di tutti in trasferta, il Mantova ha il record di gol di testa, insomma queste le statistiche che offrono questo tipo di curiosità. E poi ancora la storia, il progetto, una squadra di detenuti a Truia, al Coroneo comincia l'avventura del team dei Cagers, l'esperienza con Federica Zudetic e Donato Aveni, il play tirestino in azzurro e al Real Madrid. Qui vediamo alcune immagini di questa bella iniziativa sportiva e sociale. Ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con il nostro primo ospite, Francesco Bussani del Partito Democratico di Muggia. Ci vediamo fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, ancora in diretta. Diamo subito il buongiorno al capogruppo del Partito Democratico, Consiglio Comunale a Muggia, buongiorno. Francesco Bussani. Buongiorno, buon anno. Buongiorno a tutti e tanti auguri di buon anno. Speriamo sia un anno tranquillo, se non altro. Ecco, tranquillo se non altro. Lo dicevamo anche adesso fuori onda, insomma ci sono tante cose che riguardano anche naturalmente la città di Muggia, il comune di Muggia per il nuovo anno, quindi magari potremmo fare anche un primo bilancio, no, di quello che è stato l'anno passato e di quello che aspetta invece anche dal punto di vista politico il lavoro dei consiglieri comunali. Ieri c'era una sorta di apertura, no, sul piccolo da parte della Lega, del capogruppo della Lega che fa parte quindi della maggioranza, no, che regge il comune, all'opposizione, alla possibilità di dialogo con l'opposizione costruttiva. Si sente chiamato in causa come così possibile interlocutore? Se per opposizione costruttiva, quella parte dell'opposizione costruttiva mi sembra che dicesse l'articolo, se non mi ricordo la formula, se si riferiva al gruppo del Partito Democratico e del centro-sinistra, si può fare un confronto sui temi. Finora onestamente le premesse non sembrano le migliori, perché continuano a bocciare qualunque atto noi si proponga in Consiglio che sia, e sinceramente nel 90% dei casi c'è ben poco di politico, si parla tutto di soluzioni pratiche a problemi che i cittadini ci segnalano. Quindi ecco, questa apertura si valuterà, però
Se uno fino al giorno prima ti ha sbattuto la porta in faccia, ti aspetti che prima di venire a cercare un dialogo quantomeno riapra la porta. Quindi vedremo ai prossimi consigli quale sarà l'atteggiamento della maggioranza e poi valuteremo tema su tema come comportarci. Naturalmente, questa è la mia opinione, necessiterà comunque di un confronto con i miei colleghi consiglieri e anche poi col gruppo politico a cui faccio riferimento, però le premesse sono buone. Qualche maligno potrebbe chiedersi come mai all'improvviso la maggioranza cerca una sponda nell'opposizione, forse che c'è qualche defezione in arrivo nel prossimo periodo, non lo so, non lo posso sapere, staremo a vedere quali sono gli sviluppi delle prossime settimane. Quel che è certo è che l'interesse che noi abbiamo è per fare il bene della città. Tante volte proponiamo cose e veniamo accusati magari o c'è la facile difesa da parte del sindaco o dei suoi sostenitori che dicono ma come avete governato fino a 2 anni fa, perché queste cose non le avete fatte prima? È un'obiezione legittima. Naturalmente quello che non dicono è che il presidente Fedriga su questo è stato di parola e ha riempito il comune di Muggia di risorse che prima non si erano mai viste. Ecco, quando io scrivevo all'assessore Riccardi, quando ero assessore a mia volta, per chiedere il finanziamento per la sede della protezione civile, non mi veniva neanche risposto, cioè non è che mi si diceva non ci sono i soldi, proprio venivamo beatamente ignorati. Ci sono stati dati 2 appuntamenti, a entrambi gli appuntamenti l'assessore non si è presentato dando il preavviso 2 giorni prima. Adesso la sede della protezione civile si farà, le risorse sono arrivate le risorse per la galleria, per la costa, cioè tutte cose che erano 10 anni che si aspettava. È un modo di governare particolare, perché io ripeto, con tutte le critiche che sono state mosse alla Serracchiani, ma se ci fosse qua il buon sindaco di Piazza, gli chiederei: si è mai sentito bistrattato da una maggioranza di centrosinistra durante il suo mandato? Non credo proprio, perché c'era un modo di amministrare oculato, ma che guardava il territorio, quindi le risorse venivano date a tutti i comuni. In questo momento mi sembra che la giunta Fedriga stia distribuendo risorse ai comuni per lo più governati dalla Lega, che può essere un modo di governare il potere, indubbiamente, però poi bisogna chiedersi anche se i comuni hanno un organico sufficiente a gestire le risorse che ricevono, perché il sindaco si vantava sul piccolo di aver ricevuto 24 milioni di euro, a me tremerebbero le vene ai polsi ad aver tutte queste risorse da gestire in pochi anni, soprattutto dal momento che l'organico del comune di Muggia non è cambiato, gli uffici sono gli stessi che c'erano in precedenza. Quindi, per l'amor del cielo, ben vengano queste risorse, poi bisognerebbe anche andare ad analizzare come queste risorse si intende spendere, quel che viene erogato dalla regione, dal governo e altro, perché i progetti previsti per il prossimo anno, come magari avremo modo di parlare, sono un po' problematici, quantomeno problematici. E allora andremo a vederli, ma abbiamo subito una telefonata, sentiamola immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? No, è caduta la linea. Allora invitiamo il nostro telespettatore a richiamarci. Ci sono anche delle mail, ci scrive Giorgio Marchesi, come fa quasi ogni mattina ormai. Buongiorno cara Laura, in riferimento al continuo bombardamento da parte della stampa per i 70 anni dell'occupazione italiana di Trieste del prossimo 26 ottobre, voglio ricordare che prima c'è il 15 settembre, ricorrenza del 79esimo anniversario della Costituzione del territorio libero di Trieste.
se oggi, dice, la stragrande maggioranza dei cittadini non si riconosce più nell'Italia perché Trieste è amministrata male dal governo centralista romano. Questa è l'opinione appunto dell'esponente del TLT. Buongiorno Sveglia Trieste, ci scrive invece Nevio, mi chiedo perché le autorità non intervengano verso la proprietà del silos per mettere in sicurezza la struttura murando, scusate, tutte le parti da non permettere ai migranti di entrare, perché non si fa appunto questa operazione di sicurezza, dice Nevio. Su questo posso anche essere d'accordo, cioè nel senso che a mio avviso resta intollerabile il fatto che si faccia finta che quel che in quel luogo accade non stia accadendo, perché trovo veramente imbarazzante che una città faccia, non tutta la città, perché c'è chi se ne accorge, c'è chi si indegna per questo, c'è chi protesta per questo, però chi è deputato poi a risolvere il problema non lo sta risolvendo. Signor Nevio, mi sembra, la volta che il silos viene murato, e potrebbe essere una soluzione di cui gioverebbero in primis quelli che in questo momento nel silos vivono, ma non sarebbe una soluzione, nel senso che poi queste persone andrebbero a cercare altri posti più o meno appartati in cui rifugiarsi, perché ahimè mi sembra che dal livello centrale a quello regionale, poi a quello comunale, non si stia affrontando il problema, ma si continui a puntare il dito su qualcun altro. Finché governava il centro-sinistra o governavano i 5 Stelle era colpa del governo italiano, pur governando sia il comune che la regione da tempo. Adesso che anche il governo italiano è appartenente al centrodestra, ecco che la colpa diventa dell'Europa, della Turchia, cioè è sempre colpa di qualcun altro. Invece io credo che sia arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità, consci che si sta affrontando un problema che è globale, cioè non sarà il solo governo italiano, il sindaco di Trieste, il presidente della regione a risolvere questo problema, però se non altro ci si può rimboccare le maniche e cominciare a cercare soluzioni, non facendo finta che il problema non esiste e lasciando queste persone abbandonate a se stesse, con tutti i rischi anche igienico-sanitari che questo comporta non solo per le persone lì presenti, ma anche per tutte quelle che gravitano lì intorno e quindi di conseguenza per tutta la città. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea, dottoressa Boccarella. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno. Guardi, è da decenni che le colpe sono sempre degli altri. E difatti, visto questo, visto il degrado della sanità, che non parliamo, notizia di ieri, 200.000 persone in Friuli Venezia Giulia sono senza il medico di base. Le hanno trasmesso alle 6:30 sul giornale radio regionale, per non parlare della scuola, per non parlare del lavoro, per non parlare. È ora che veramente si tirino fuori tutti i diritti del territorio libero di Trieste, perché è meglio essere soli, meno male, ma soli, con una ricchezza ineguagliabile in tutto il mondo, unico portofranco internazionale, centro finanziario. Basta tirare fuori il trattato di pace e leggerlo. È nostro diritto, perché è anche legge e anche in Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti questi politici che sono qua a Trieste raccontano frottole sul territorio libero da decenni oramai. Siamo derubati con l'IVA, con le accise, con le tasse che sono gravate del debito pubblico, il più bel paese del mondo con un debito pubblico al 140%, tutti i rivoli della pappatoia che c'è stata in Italia, lo vediamo quotidianamente. Allora, secondo lei, Fulvio, come spesso ci dice, appunto la soluzione sarebbe proprio l'applicazione, no,
Territorio libero di Trieste. Difatti io chiedo non sempre sarebbe un mai. dibattito sereno e tranquillo. Nessuno vuol farlo. Questo qua dimostra la poca serietà e la poca onestà da parte delle forze pubbliche, delle forze politiche che gestiscono tutto il territorio. Ecco. Grazie Fulvio, buona giornata a lei. Allora, questa è insomma la ricetta, no, che ci racconta quasi ogni giorno anche il signor Fulvio. La ricetta io non so se possa funzionare, se non possa funzionare, quel che appunto resta a mio avviso inchiarito, perché naturalmente si sentono opinioni contrastanti a riguardo, anche se da quel che ne so tutti i pronunciamenti sono stati contrari alla legittimità del territorio libero di Trieste. Ognuno di noi potrebbe avere una soluzione ad hoc per problemi che in realtà sono molto più complessi. Sinceramente su questo argomento sospendo il giudizio perché non ho le competenze né tecniche né giuridiche per capire se la proposta quantomeno potrebbe essere analizzata. Ripeto però che da quel che so tutte le azioni legali fatte in tal senso finora non hanno portato a un esito positivo rispetto al riconoscimento del territorio libero di Trieste, per cui attenderei di avere qualche elemento in più per poterne parlare. Ecco, al momento io capisco ed è vero che in un qualche modo i cittadini poi si sentono vessati, ma dalle tasse che pagano sia a livello di lavoratori dipendenti, basta guardare la mia da lavoratore busta paga e verificare quanto va in tasse rispetto a quanto il mio datore di lavoro paga, ma questo vale naturalmente anche per i liberi professionisti che si sentono vessati. Vero è che però uno Stato sta in piedi grazie alle tasse. Il problema è come queste risorse vengono utilizzate, perché ahimè ci sono paesi in Nord Europa dove la tassazione è molto elevata, ma dove i servizi funzionano e il cittadino in qualche modo riceve indietro quel che sta pagando attraverso le tasse. In questo periodo storico, soprattutto in Italia, questo è un po' difficile da sentire. Ecco, quando Fulvio, mi sembra si chiamasse, sì, parlava di scuole, parlava di sanità, forse qualche domanda andrebbe fatta a chi in realtà governa, perché purtroppo governare significa anche prendersi le responsabilità dei problemi in corso. Allora, intanto andiamo dal nostro Bernardo Gulotta, che vedo pronto con un ospite. Dove ti trovi, Bernardo? Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno al consigliere Bussani e a tutti i telespettatori. Siamo in via Sant'Anastasio perché da tanto tempo, mi viene da dire anche troppo, il signor Enrico, che è qui a fianco a me, dorme in quest'angolo sotto l'ex sede dell'INPS. È un angolo che abbiamo ricevuto come segnalazione a Sveglia Trieste proprio perché ci sono tutti i bivacchi e le cose di questo signore. Intanto buongiorno Enrico. Prego. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Come sta lei? Malissimo, mamma, non ce la faccio più. Perché vive in strada? Cosa è successo? Ma io sono nato orfano, i miei genitori sono morti quando ero piccolo. Ho fatto tutta la vita nei collegi, 18 anni, e fuori dal collegio io non avevo la casa, già a 18 anni ero in strada, dormivo in strada, già a 18 anni. Adesso ne ho 63 e sono ancora in strada. Ma nessuno riesce a darti una mano? Come istituzioni, il comune, una domanda all'Ater? No. All'Ater, ho fatto la domanda all'Ater tanti anni fa e mi hanno dato solo 5 punti, ma con 5 punti non ho diritto a niente. Da quanto tempo vivi qui sotto questo porticato? Qua quasi un anno. E prima? Prima ero alla vecchia via Flavia, alla vecchia Signa Viscosa, una vecchia fabbrica tessile abbandonata da anni e anni. Però adesso stanno buttando giù tutto, ho dovuto andare via. Ti sei rivolto al comune per ricevere un aiuto? Hai chiesto a qualcuno di darti una mano? Ma il comune non può fare niente. Ha detto che non può non può trovarti neanche un tetto? Cioè sei costretto a stare all'aperto? Niente.
Tu sei triestino? Sì, triestino, sì. Mi dicevi che stai anche male, hai le costole. Una brutta ernia inguinale da operare, tutte le costole rotte, poi operazioni anche in testa, pieno di operazioni di ferri in testa. C'è qualcuno che ti dà una mano, delle persone della zona, la chiesa qua vicino che è a 2 passi? Tutta questa roba da vestire e da mangiare me la porta la gente che passa da rione, mi lascia una borsa di vestiti, un po' di mangiare, quelli del rione. No? Anche le persone che lavorano qua nel cantiere, mi dicevi, che ogni tanto ti vengono a dare una mano. Sì, ma loro non mi danno... Una sigaretta, giusto per... Sì, quelle piccole cose, no? Come fai ad andare avanti così? Come cibo, come servizi igienici? Fortuna ho la pensione di mia moglie. Ho la pensione di mia moglie di reversibilità, almeno sono un po' di soldi per affrontare ogni mese. Però, insomma, immagino che la tua priorità, a parte curarti, sia un tetto fondamentalmente. Mamma mia, ormai a 63 anni il tempo comincia a correre troppo. Come passi la giornata? Dentro i bar, al caldo, dove che c'è posto chiuso. Così, no? Ecco, Laura, noi avevamo ricevuto da un telespettatore proprio la segnalazione del luogo più che della persona. Sì. L'angolo dove vedete le cose di Enrico, il fatto che poi ci sono le aiuole che sono un po' lasciate così, talvolta trascurate, talvolta un po' sporche. L'area che comunque di per sé, anche come odori, insomma, da casa non si può percepire, ma non è proprio il massimo. E allora pensavamo di venire qua già ieri con Gianluca Paladin, che poi invece si è occupato del silos qua vicino, visto che c'è stato il blitz. Queste sono le cose di Enrico, le sta inquadrando ora Franco Torricella. Noi eravamo venuti qui, diciamo, con l'intento di verificare, come dire, un angolo di sporcizia, in realtà non tanto andare a rompere le scatole a una persona che dorme per strada, ma tant'è, abbiamo parlato con lui, ci ha voluto raccontare la sua storia e noi l'abbiamo, ovviamente col suo permesso, l'abbi'abbiamo resa pubblica fondamentalmente. Persona che vive qui sotto in via Sant'Anastasio 9/1, sotto ai portici dell'ex sede dell'INPS. Per il momento direi che è tutto, ci ricolleghiamo dopo. Grazie Bernardo per averci raccontato questa storia che ci ha colpito molto sicuramente, è vero Francesco Bussani? Insomma, così a caldo è anche quasi difficile commentare che ci sia, insomma, questo tipo di difficoltà di cui magari non ci accorgiamo, no? Durante la giornata. Non ce ne accorgiamo, magari guardiamo dall'altra parte quando passiamo, magari anche ci dà fastidio, perché qualcuno potrebbe anche dar fastidio, però questa persona, oltre a essere, scusatemi il gioco di parole, un essere umano in primis, quindi al di là del fatto che sia triestino o meno, è un essere umano e credo che ogni essere umano abbia diritto a vivere in altre condizioni. Ecco, qua non si parla di trovare soluzioni di lusso, si tratta di trovare un tetto a una persona che vive in strada. Se è vero, perché andrebbe verificato, che gli è stato risposto che il Comune non si occupa di queste cose, non è così. Insomma, il Comune ha un ufficio servizi sociali che è deputato proprio a seguire chi è in difficoltà, però ripeto non posso dare giudizi così attraverso un filmato televisivo, perché andrebbe conosciuto il caso, verificato se effettivamente, perché purtroppo in molti casi viene anche rifiutato l'aiuto che poi è stato dato. Succede, non so se è il caso del signore e non voglio assolutamente sbilanciarmi, però quel che è certo è che stringe il cuore pensare che c'è una persona che dorme sotto un portico dietro a casa nostra, perché non era in una zona, quindi non è anche che si può dire non si vede, non si sa, e anche se prima non si sapeva, adesso la cosa è pubblica anche grazie
al vostro servizio e spero che qualcosa possa essere fatto. Vediamo se ci saranno magari delle conseguenze, speriamo appunto positive su questa storia, su questo fronte. Allora ci scrive Maria, inutile illudersi o si trova il modo, piaccia o non piaccia all'Unione Europea in barba ai trattati internazionali, molti dei quali ampiamente superati, di rimpatriare chi non ha diritto di stare qua e chi delinque, così da tenerci solo chi ci serve, oppure questa immigrazione finirà per travolgerci e le avvisaglie, vedi Monfalcone non solo, già ci sono, dice Maria Grazia. Poi invece ancora, adesso magari commentiamo, però c'è anche la mail di Stefano che dice la tassazione è circa il 22% a carico del lavoratore e 9% a carico del dipendente, per un totale del 33%, vi sembra poco? C'è probabilmente il datore di lavoro voleva dire, anziché sì, perché cita la stessa figura, comunque l'eccesso insomma di pressione fiscale, no? È questo la cosa di cui parla. Sì, però ripeto, il problema fondamentale a mio avviso è che non è rapportato poi ai servizi che i cittadini ed è questo il problema, uno potrebbe anche pagare un sacco di tasse, però poi manda i figli a scuola, non spende un euro per i libri, allora magari paga anche volentieri le tasse, dal momento che poi qualunque spesa, c'era il caso alcuni anni fa, ricorderete, ma forse anche ora attuale, che i miei bimbi sono cresciuti, del portare la carta igienica a scuola perché la scuola non era in grado di fornire la carta igienica, ecco, questo con una tassazione come quella che paghiamo trovo sia quantomeno imbarazzante e credo ci sia margini per migliorare. Poi è altrettanto vero che con un debito pubblico però che è al galoppo ormai da decenni, veramente viene da chiedersi dove queste risorse si potrebbero trovare. Allora, c'è un signore che si chiama Fabio che critica, dice il vostro ospite solo critica la giunta comunale ma non propone nulla di nulla, tra l'altro questa opposizione dove li metterebbe questi clandestini? Complimenti per la trasmissione, vabbè, cosa farebbe? Un elettore di centrodestra stanno governando la nazione, la regione, il comune, va tutto bene, dobbiamo battere le mani alla Meloni, a Fedriga di Piazza o a Polidori, nel caso di Muggia battiamo le mani, vuol dire che state tutti bene, vuol dire che tutto funziona bene, vuol dire che niente potrebbe essere fatto meglio. Le soluzioni alternative si trovano dopo aver riconosciuto che un problema esiste. Far finta che un problema esiste e dà nelle premesse il fatto che non sia necessario trovare una soluzione, d'accordo? Consentitemi, un partito, soprattutto come la Lega, che costruisce e ha costruito da decenni il proprio consenso sul problema dei migranti e sulla paura che questo genera nella cittadinanza, sarò in malafede, però dubito abbia tra le sue priorità la soluzione del problema, perché su questo problema basa il suo consenso. E quindi, ahimè, ma mi sembra sia abbastanza evidente dai fatti, niente si sta facendo per risolverlo, se non qualche sparata anche del nostro sindaco che si fa i selfie quando arrivano 2 minorenni sul territorio comunale mugesano. Ecco, poi sparando cifre 290 euro per una stanza d'albergo che non so, si è andato a chiedere a Cortina di trovare posto per questi 2 migranti, però insomma mi sembra si viaggi su tutt'altre cifre e mi sembra che anche soluzioni alternative in quel caso si sarebbero potute trovare anche semplicemente contattando la parrocchia, come si fece noi a suo tempo quando si presentò un problema affine. Quindi caro elettore di centrodestra, che non mi ricordo come si chiamava, caro Fabio, le faccio i miei migliori auguri, vuol dire che lei è soddisfatto di come viene gestito questo paese. Questo comune di Trieste ormai da quanti anni? Allora, 5 più quanti 5 sono? 5 più 2 mezzi, cioè sì, più 2, sì. Quindi da 7 anni e quello di Muggia da 2, per non parlare della regione che poi è da 6? Più o meno, sì, e forse anche di più, sì. Ecco, quindi secondo me queste
queste accuse, queste frecciatine, non avete soluzioni. No, le soluzioni ci sono, abbiamo anche le nostre proposte. Il problema è che le soluzioni le deve trovare chi governa e chi governa le soluzioni non le sta trovando. Se a lei, signor Fabio Lettor di centrodestra, questo sta bene, no, non sta a me cercare di convincerla del contrario. Io le dico che mi sembra che le cose non stiano andando così bene come ci si vuole far credere. E questa storia che quando le cose non funzionano è colpa dell'opposizione che intralcia, le comunico che questa è una bugia, perché quando uno è in maggioranza ha i numeri per fare quel che vuole e dar la colpa a un'opposizione che spesso è bistrattata, ignorata in qualunque situazione politica è una storia che deve finire. Chi governa si prende le sue responsabilità nel bene e nel male, deve essere pronto a prendersi gli applausi e a prendersi le critiche. Tutto qua. Allora, vediamo se riusciamo a sentire anche quest'altra telefonata, arrivata al nostro numero di telefono che vedete sempre in sovraimpressione. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo deputato lì. Volevo chiedere solo al deputato, visto del PD, sì. Io ero emigrata anni fa, mio papà emigrò nel Canada con dei permessi. Qua a Gorizia volevo chiedere al signore lì, ci sono finti extracomunitari che le signore di una certa età hanno paura di andare fuori la sera. Intanto lei sa che a Gorizia ci sono 2 centri, non so come vengono chiamati, allora questi ragazzi molto maleducati sputano per terra, i giovani non maggiorenni vengono verso i cimiteri di Gorizia e chiedono l'elemosina. Sono ragazzi molto, bisognerebbe, guardi, mio papà emigrò in Canada con un passaporto, io con un passaporto, un libretto sanitario e questi ragazzi non so, l'Italia ha tanti soldi da buttare via. E dopo volevo dire un'altra cosa sulla sanità. Sì. All'estero erano chi lavorava pagava 2 tessere, ospedali e medici. Qua è tutto gratis, lei va in pronto soccorso, cosa vede? Non so voi a Muggia, ma a me, grazie altrettanto. E dica alla sua Serracchiani che cosa ha fatto per Friuli Venezia Giulia intanto. La Serracchiani, grazie e buongiorno. Grazie e buona giornata. Insomma, mette tanta carne al fuoco la signora da Gorizia, no? Io ricordo la signora da Gorizia che la Serracchiani non governa più da 7 anni. Ok, c'è chi ha fatto il suo successo criticando la Serracchiani, ok? Ricorderete tutte le campagne spietate del centrodestra contro la riforma sanitaria della Serracchiani. Bene, dopo 7 anni non hanno cambiato niente e la situazione è peggiorata ed è peggiorata di brutto ed è sotto gli occhi di tutti questo. Quindi è ancora colpa della Serracchiani? Vogliamo davvero continuare a berci questa balla, scusatemi, che i problemi di oggi, dopo 7 anni, sono colpa della Serracchiani? Signori, davvero mi arrendo se questa versione, allora vuol dire davvero che chi ci governa è veramente un mago e un maestro, perché se la popolazione dopo 7 anni si beve ancora questa storia che la situazione in cui è verso la sanità regionale in questo momento è colpa della Serracchiani, davvero non so se va a spendere ulteriori energie per parlarne. Riguardo al problema, chiedo scusa ancora, denunciato dalla signora, invece questo è un problema serio, qua parliamo di problemi di sicurezza, parliamo di leggi, parliamo di tutela dei nostri cittadini e io su questo non posso che essere d'accordo. Chi delinque va messo nella condizione di non delinquere più, ma questo indipendentemente da colore della pelle, religione, provenienza o altro. Io sono figlio di un esule istriano, quindi a me fa piacere che il papà della signora sia andato in Canada. Le assicuro che quando mio padre venne qui nel dopoguerra non viveva in condizioni tanto migliori, anzi forse peggiori di quelli di chi immigrò in Canada. Si è costruito la propria vita con fatica, lavorando, e è giusto che venga dato a tutti quelli che cercano fortuna
la possibilità di costruirsi una vita lavorando onestamente e rispettando le leggi dei paesi in cui vengono e decidono di emigrare. Se in questo paese già c'è una difficoltà di forza dell'ordine e si decide di mettere 10 persone in pianta stabile sul confine di Rabuiese a guardare le macchine passare, perché questo è quel che stanno facendo, invece di mandarle magari a vigilare i cimiteri dove le signore possono essere importunate, questa è nuovamente una scelta di chi governa, d'accordo? Di far questo teatrino, perché di un teatrino stiamo parlando, perché proprio l'altra settimana sono passato con la macchina per il valico di Rabuiese, c'erano questi 5 poliziotti disgraziati che stavano al freddo in mezzo alla nebbia a aspettare lì, non sapevano neanche loro cosa, perché poi probabilmente le direttive che hanno non è quella di fermare ogni macchina che passa, ma di fare una sorta di presidio. Poi capisce bene che quando sento che mancano forze dell'ordine per vigilare, faccio l'esempio dei cimiteri, dico ma cosa sta succedendo? Cioè, ma solo io le vedo queste contraddizioni o forse è il caso che anche i cittadini si accorgano che forse c'è un po' di malizia nelle cose che vengono fatte e vengono fatte per determinati scopi o per far passare determinati messaggi che poi garantiscono la continuità politica a certi alle partiti. forze che sono al governo. Allora dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria e ci vediamo subito dopo. So che c'è già una telefonata in attesa, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia del consigliere comunale di Muggia, Francesco, non deputato come diceva prima la signora da Gorizia, semplice consigliere comunale, ancorché insomma capogruppo del Partito Democratico a Muggia e anche nella segreteria poi del partito, se non ricordo male. Non più, da poco, non più. Ok, allora abbiamo una telefonata, vediamo di sentirla subito. Pronto, buongiorno, poi torniamo dal nostro Bernardo Gulotta che vedo già pronto per il collegamento. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora, io volevo avvisare, se potete dare un'allerta, che stanno riprendendo le telefonate per fregare i soldi. A me è arrivata la telefonata di un presunto avvocato. Sono l'avvocato tal dei tali e dice, sai, per il suo figlio maggiore così, ma siccome ne era già arrivata un'altra del tempo, sono stata al gioco e poi gli ho detto, ma quale figlio? Francesco? Sì, Francesco, l'ho mandata a quel paese. Cosa. Adesso mi ha telefonato la mia amica, tutta agitata perché gli è arrivata una telefonata, mamma mi si è rotto il telefono, chiamami a sto numero del mio amico perché mi occorre subito che mi chiamate. Ecco, io se potete dare un'allerta che sono in giro queste telefonate. Grazie di averci dato questa informazione, giriamo l'appello della signora, l'avviso assolutamente, ricordiamo di fare molta attenzione perché i metodi poi con cui si cerca di truffare il prossimo, perché di questo si tratta, sono sempre più sofisticati, si fa leva sui sentimenti, i figli, quindi le possibili difficoltà appunto dei figli che per un genitore insomma sono il massimo campanello d'allarme e quindi fate particolare attenzione perché ci sono in giro questi tentativi di truffa telefonica e non solo a persone anziane, arrivano un po' a tante persone insomma, abbiamo tanti casi segnalati. Grazie alla signora che ci ha appena telefonato. Allora andiamo da Bernardo Gulotta, allora te la linea Bernardo. Allora, buongiorno di nuovo Laura, noi siamo rimasti in zona, abbiamo offerto una bevanda calda a Enrico e tornando verso l'auto abbiamo incontrato invece Salvatore che è un residente della zona, se non sbaglio, insomma comunque frequentatore della zona. Abito qui in via Cecilia dei Rittmeyer. Ecco, ed è uno dei telespettatori di Tele4 che ha mandato le mail, motivo per cui poi noi siamo qui oggi fondamentalmente. Vi ringrazio. Ci descriva lei che vive qui meglio la situazione. Noi abbiamo sentito la storia di quel signore Enrico che diciamo un po' esula dal contesto di degrado
degrado, sebbene ne sia un tassello di questa zona, però non è che sia lui a fare tutto quello che vediamo. Sta di fatto che l'area privata dove ci troviamo noi adesso, l'ex sede dell'INPS, è da un po', mi diceva lei poco fa fuori onda, che si trova in questa situazione. Sì, allora buongiorno, buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio per l'interessamento. Allora, niente, la situazione da quando questo stabile è passato in proprietà in mani private è che purtroppo le aiuole e talvolta anche i marciapiedi non vengono più curati e vengono puliti. Giustamente più di una volta ho fatto delle segnalazioni al comune, sia al vice sindaco sia ai vari assessori competenti, però mi hanno risposto che essendo un'area privata non è possibile pulirla. Addirittura c'è stata anche un'interrogazione da parte della dottoressa Pucci del PD, che una volta passava di qua e gli ho chiesto se poteva fare qualcosa, e l'assessore Babuder gli ha risposto che purtroppo non si può fare niente. Una delle problematiche fondamentali di questa zona è che, ed è una cosa che talvolta mi dà molto fastidio, è che qui c'è una scuola d'infanzia, una scuola elementare, una scuola media, e proprio qui all'angolo tra via Udine e via Sant'Anastasio c'è la fermata dello scuolabus, e spesso e volentieri adesso queste aiuole possiamo dire che sono pulite, però talvolta sono molto sporche e si vedono questi bambini che fanno la fila aspettando lo scuolabus tra l'immondizia. Niente, io vorrei sapere se il Comune ha la capacità di imporsi sulla proprietà privata, come una volta faceva l'INPS, che puliva le aiuole e le teneva curate. In più, se si può anche risolvere il problema di questi signori che purtroppo non hanno dove dormire, e tra parentesi sono anche italiani, perché adesso se ne vede solo uno, sì, ma a volte sono di più che dormono sotto il porticato. Io so che l'assessore alla sicurezza De Gavardo è intervenuta, mi ha assicurato più pattuglie per il controllo, però purtroppo bisogna trovare una soluzione per queste persone che sicuramente durante il giorno si allontanano proprio per evitare di dare, tra virgolette, fastidio, però la notte hanno bisogno di un giaciglio, di un luogo dove dormire. Nient'altro, io chiedo a chi di competenza di poter intervenire sia per aiutare il signor Enrico, ma anche per risolvere questa problematica, che penso sia una questione abbastanza indecente, anche perché se proprio non lo vogliamo fare per i cittadini, qui ci sono tanti bed and breakfast. I turisti quando scendono e vedono questa sporcizia penso che non sia, insomma, un buon biglietto da visita per Trieste. Salvatore, io le ringrazio anche perché, ripeto, noi abbiamo colto le sue mail a Sveglia Trieste e siamo venuti anche qua apposta, poi abbiamo un po' allargato il campo, noi siamo passati qua, come dicevo prima, per verificare proprio quanto lei segnalava, cioè la sporcizia, le lattine, i pacchetti di sigarette, che poi trovano anche riscontro nella presenza qui di chi dorme, perché poi a un certo punto non vedo neanche cestini, quando hai del rifiuto lo lasci lì e poi chi si è visto. Però abbiamo un po', ripeto, allargato il campo, perché fra la scuola, anche se ora c'è il trasferimento proprio della Guido Corsi al Molo Quarto, lo scuolabus, il cantiere, insomma c'è tanto, come dire, c'è tanto movimento qui fra chi vive, chi frequenta, chi lavora come gli operai e chi purtroppo dorme in mezzo alla strada, come abbiamo sentito prima Enrico, e ci diceva lei, non è solo uno, oggi ne abbiamo trovato uno, ma sono più di uno che vivono in questa situazione. Speriamo di riuscire a ricavare qualche notizia positiva, noi informeremo gli assessori di competenza nuovamente per vedere se è possibile risolvere questa situazione che sicuramente non è decorosa per l'immagine della città. Salvatore, grazie. Grazie a lei, grazie a tutti e buon lavoro. Bene, Laura, noi Grazie. con questo intervento del signor Salvatore, che ringrazio ancora, vi restituiamo la linea. Grazie Bernardo, grazie al signor Salvatore. Allora, questa è la situazione che ci ha raccontato. Qualche commento, no? Io posso solo commentare dicendo che quando ero assessore più volte sono stato contattato per problemi relativi ad aree di proprietà privata dove
il privato non stava facendo quel che prevedono i regolamenti comunali, non credo a Trieste sia diverso, a Trieste esisteranno i regolamenti comunali come c'erano a Muggia, però nella fattispecie posso farvi l'esempio di un albero sito in proprietà privata che però risultava appunto pericolante. Ho fatto a suo tempo scrivere una lettera dalla polizia locale al proprietario e, come da regolamento, il proprietario aveva tot giorni per abbattere l'albero o per metterlo in sicurezza, quantomeno, adesso non mi ricordo, no, era proprio un albero morto, era secco. E il proprietario non lo fece e allora, come previsto dal regolamento del comune di Muggia, il comune si occupò dell'abbattimento dell'albero morto e poi addebitò i costi alla proprietà privata. Ora non so cosa prevede il regolamento del comune di Trieste, ma io credo che se è previsto che un proprietario debba prendersi cura dell'area di sua proprietà e lui non lo faccia, credo che il comune possa intervenire e poi addebitare i costi alla proprietà. Provveduto, rispetto insomma, alla situazione di disagio descritta dal vostro servizio, ecco, credo che oltre a contattare l'assessore alla sicurezza andrebbero contattati i servizi sociali per risolvere questa roba qua, perché ecco, non mi sembrava fosse una minaccia che necessiti l'intervento delle forze dell'ordine, perché se no torniamo alla stessa non soluzione che abbiamo visto applicata sul nostro territorio, che mandi le forze dell'ordine, magari questi signori che vivono all'Addiaccio si spostano, se ne vanno perché là non possono stare, ma andranno a stazionare sotto qualche altro portico nel raggio di qualche chilometro, quindi questo nuovamente non è risolvere i problemi, quindi io credo che di questo debba occuparsi l'ufficio dei servizi sociali e non quello della sicurezza. Insomma. Allora c'è una mail a parte di Sonia che dice: tempo fa ho scritto a Tele4 per il problema delle pantigane all'acquario di Muggia, il sindaco aveva detto che provvederà, sono andata ieri a fare una passeggiata ma non ho visto nessuna trappola per la derattizzazione, ma le pantigane c'erano ancora, spero che risolverete questo problema, dice Sonia. Lo spero anch'io. Il problema dei politici spesso è che promettono cose che poi non vengono fatte. Sarà perché si fanno troppe promesse, quindi magari qualcuna sfugge, però suggerisco anzi alla signora di ricontattare il sindaco e chiedere conto dell'impegno preso. Insomma, le trappole si possono mettere, sono state messe tante volte. E quindi credo non ci siano difficoltà a metterle ad acquario, soprattutto nel periodo invernale dove la frequentazione è minore, quindi forse è più facile intervenire. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, mi sente? Le sentiamo, sì. Buongiorno. Ah sì, buongiorno, sono Alberto da Trieste. Sto sentendo questo signore che sta parlando e dispensando tante soluzioni per poter arginare questo problema dei clandestini che stanno arrivando nel nostro paese e sicuramente anche in Europa. Si parla che nei prossimi anni probabilmente c'è un giro di persone, di clandestini, che dovrebbero arrivare in Europa, si parla di oltre 1 miliardo di persone. Sarebbe interessante capire come si potrebbe fare un giorno ad arginare tutto questo scempio, perché come si sa l'Europa ha circa 450 milioni di abitanti. A parte questo, ma io vorrei dire tante cose, ma mi limito a solo 2 perché per lasciare lo spazio anche ad altri telespettatori. Io voglio chiedere a questo signore, ma non so, io sono rimasto molto male a vedere questo telesino che vive in queste condizioni di disagio, no? Ma non so, potrei chiedere a questo signore che sta parlando adesso se lo potrebbe aiutare in qualche modo, parlando magari con la Caritas, con altre associazioni di questa città, magari per farlo dormire in un posto decente, come vivono tanti clandestini che abbiamo visto che le vivono al caldo in casa. Lo stava dicendo proprio, certo. Non riesce a trovare una soluzione, oppure magari queste persone che vivono
pure queste persone non rendono, invece i clandestini rendono in qualche modo allo Stato. Grazie Alberto, è più o meno lo stesso tenore del mail di Angela che dice: come è possibile che per i clandestini che ci stanno invadendo si dia vitto alloggio a nostre spese, per quel povero senza tetto triestino italiano il comune non faccia niente. Lo dicevamo prima però, no? Dovrebbero intervenire in questo caso principalmente i servizi sociali, poi bisogna capire se sono già intervenuti, se è già nota la situazione, questo non lo sappiamo. Sinceramente mi sento un po' in difficoltà a commentare certe telefonate che hanno il puro scopo di essere provocazioni. Se il signor Alberto, se non sbaglio, avesse ascoltato quel che ho detto finora, non mi sembra vada in contraddizione rispetto a quel che dice lui. Se poi deve fare campagna elettorale, non so, se è un militante in attesa delle europee del prossimo anno e quindi deve cominciare a mettermi in bocca cose che non ho detto, perché non mi risulta di aver detto che i clandestini debbano stare in albergo e il signore debba stare in strada, anzi ho semplicemente condannato il fatto che il signore stia sotto i portici e i clandestini stiano al silos, senza che in entrambi i casi chi ci governa sta facendo finta di niente o guarda dall'altra parte. Quindi rimando al signor Alberto queste accuse, magari però senza polemica. Sono argomenti epocali questi qua, non possono essere liquidati con qualche slogan come la mail della signora. Dove sono questi clandestini negli alberghi? Ci saranno, ma i disgraziati che vivono al silos, ammalati probabilmente, col rischio di diffondere problemi sanitari anche tra i triestini, cioè vogliamo gestire questa cosa o vogliamo continuare a far finta che non c'è? Se poi vogliamo nasconderci dietro agli slogan, vabbè, ben venga, ripeto, sono all'opposizione, chi ci governa è il centrodestra, per cui signori, a un certo punto le vostre rimostranze perché venite a farle a me? Io non ho nessun potere decisionale, andate a chiederlo a Federica di Piazza, alla Meloni o ai vari assessori alla sicurezza che evidentemente il loro lavoro non lo stanno facendo tanto bene se riceviamo questo tipo di telefonate, perché è ora di finirla sinceramente. E diamo a Cesare quel che è di Cesare. C'è qualcuno che ci governa, bene, a lui viene chiesto conto, ok? E facciamola finita di chiedere il conto a chi governava 10 anni fa, perché sono passati 10 anni e non si può più sentire telefonate come quella di prima che chiedeva conto alla Serracchiani sulla sanità. Basta. Finitela, per cortesia, aprite gli occhi e finitela di bervi certe verità preconfezionate che vengono propinate da chi ci governa adesso. Dopo 7 anni la responsabilità per la situazione disastrosa della sanità giuliana o comunque del Friuli Venezia Giulia va imputata al presidente Fedriga. Punto. Non dico sia facile, non dico che le soluzioni siano circolari. Non sto dicendo questo, però è ora di finirla di dire che è colpa della Serracchiani. La responsabilità se la prende chi ci sta governando da 7 anni. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? No, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Allora, vogliamo parlare di slogan? Ce n'era uno che era praticamente un mantra da parte di Salvini che diceva prima gli italiani, quindi io direi il signore Enrico è italiano, mi sembra, no? Sì. Ecco, magari se lo porti a casa lui, perché lui diceva portatevi a casa voi i clandestini, metteteveli in casa voi, prendeteveli voi. Bene, io suggerisco a chi vota Salvini di portarsi in casa i vari signori Enrico che dormono sotto i ponti. Sarebbe una prima soluzione, senza molta spesa neanche. Comunque, a parte questi discorsi così, anch'io dico basta, perché quando c'era la Serracchiani io criticavo, ma adesso mi sono pentita di aver criticato, perché invece bisogna essere faziosi, perché altrimenti si manda il paese in mano ad altri. Invece vedo che qua la gente continua ad aspettare un anno per farsi una cataratta e però incolpa ancora la Serracchiani dopo 10 anni, come dice giustamente il signore. Grazie, ecco, io ho molto criticato il PD. Vedo la luce in fondo al tunnel, grazie signora per quel che sta dicendo. È un po' quello che stava dicendo il nostro ospite. Grazie. Va bene Silvia, grazie della telefonata. Insomma, mi sembra una verità talmente evidente che la ringrazio
ringrazio, ecco, ma la ringrazio per l'approccio neutro che ha avuto, perché lei è stata la prima a dire criticavo la Serracchiani, ma adesso rimpiango, perché con tutte le critiche che si potevano fare già allora è innegabile che ora la situazione è peggiore. Cioè, sono andato io a chiedere 3 appuntamenti per delle visite specialistiche che devo fare, mi hanno dato 6 mesi di tempo e per fortuna non è niente di urgente, ma se fosse stato urgente guardate che non cambiava tanto, perché io ne conosco di persone con problemi seri che hanno chiesto visite e non gliele stanno dando nei tempi previsti dal medico di base. Di chi è colpa? Di chi governava 7 anni fa o di chi sta governando da 7 anni? E lascio ai cittadini trovare la risposta. Io la mia ce l'ho già. Allora, Muggia, si farà questa galleria, si stanno raccogliendo le firme contro la galleria, il raddoppio, insomma l'allargamento, cosa succederà? Questo è un po' l'argomento clou dell'ultimo periodo. Io posso dire solo questo: sabato c'era la raccolta firme di questo gruppo alternativo alla galleria, che è un gruppo di cittadini per lo più residenti, contrari ma non tutti rispetto all'idea del raddoppio della galleria, che hanno fatto questa raccolta firme per chiedere che venga convocata un'assemblea pubblica per discutere del problema della galleria. Perché ho firmato? Non perché io sia residente in quella zona, ma semplicemente perché non più tardi di 2 settimane fa ho presentato in Consiglio Comunale una mozione che chiedeva proprio la convocazione di un'assemblea sulla galleria, che è stata bocciata dal centrodestra. Quindi, essendo questa raccolta firme chiedendo la stessa cosa, ho deciso di andare a firmare. Dove sta il problema? Il problema della galleria, al di là di come uno lo possa pensare, se sia un lavoro da farsi o meno, e su quali siano i benefici che potrebbe portare a Muggia e quali i disagi, il problema è l'assoluta mancanza di chiarezza. Quando governava il centro-sinistra Muggia, ed è stato fatto il cambio di sistema di raccolta dei rifiuti, quando è stato fatto il cambio del piano parcheggi, nelle varie revisioni che ci sono stati nei 10 anni in cui il centro-sinistra, anzi 15, ha governato, sono sempre state fatte delle assemblee pubbliche. Non ci si è mai nascosti, si sono raccolte le indicazioni dei cittadini, si è presentato il progetto, si sono analizzate insieme le criticità. Invece in questo mandato no, ci si rifiuta totalmente a confrontarsi con la popolazione. Un progetto da 20 milioni di euro che rischia di tagliare la città in 2, che andrà a toccare la vita di tutti i mungesani, a mio avviso avrebbe bisogno di essere gestito diversamente, anche perché ancora non ci è stato spiegato cosa succede prima e cosa succede dopo quella galleria. Via Roma, via D'Annunzio, ci saranno 9 semafori, come vengono gestiti i 5 attraversamenti pedonali, non se ne sa niente. E oltre a questo, il problema che è anche politico grave è che si va a vuotare completamente le casse comunali e il sindaco attraverso la conferenza stampa ha già annunciato che si è pronti ad aprire anche dei mutui. Con tutti i problemi di allagamenti, di frane e di cedimenti stradali che ha avuto Muggia negli ultimi 2 anni e che continuerà ad avere, vi sembra saggio vuotare completamente le casse comunali ed andarsi a indebitare per un'opera per la quale esisterebbero altre alternative? Non lo so. Il problema è: queste alternative sono state valutate o si sta andando a testa bassa, nascondendosi, come ha fatto il sindaco finora, dietro al fatto di dire semplicemente questo era nel mio programma elettorale e sono stato votato per farlo e vado avanti a testa bassa. Ahimè, tanti dei componenti di questa assemblea non hanno votato per me alle ultime elezioni, ma hanno votato per il sindaco. Quindi se fossi nel sindaco forse cambierei approccio e inizierei ad aprire un po' di più al confronto con la popolazione, cosa che invece non sta avvenendo, perché di questo progetto nessuno sa niente. È stato gestito a porte chiuse. Quando è stato fatto il post sulla pagina del comune sono stati bloccati i commenti ai cittadini e nessuno ha visto la documentazione. Quindi chiede più trasparenza, insomma, assolutamente sul sì, progetto, ma anche perché, su quello che sarà il futuro. Il problema è che questo sarà un intervento che interesserà
tutti i mugesani, anche se forse in questo momento non se ne rendono conto. Però impatterà sicuramente un po' la vita città di tutti. in due. Grazie a Francesco Bussani, torni presto a trovarci e buon proseguimento. Grazie a voi e buon anno a tutti gli ascoltatori. Grazie, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega. Bentornati in diretta, diamo il buongiorno al capogruppo della Lega in Consiglio regionale Antonio Calligaris, ben arrivato, buongiorno e buon anno anche a lei naturalmente, buon inizio di anno. Allora abbiamo subito una telefonata, consigliere, quindi la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi è in linea con noi? Credo sia caduta la linea, purtroppo magari sarà caduta appunto nell'attesa. Invitiamo il nostro telespettatore a richiamarci eventualmente. Allora, ci sono anche tante mail, tanti argomenti che magari non siamo riusciti a trattare prima con il nostro ospite precedente. Leggo ad esempio velocemente la mail di Andrea che diceva Trieste e Muggia, il futuro della nostra costa da proteggere dalle mareggiate, che poi è un tema che riguarda anche la regione, no? Vorremmo o no fermare la forza distruttrice delle onde prima che raggiunga il lungomare. Qualsiasi intervento sulla linea di costa che non preveda prima la posa di poderose barriere a mare sarebbe uno sforzo finanziario e progettuale immane e buttato al vento. Insomma, mi sembra abbastanza così condivisibile, insomma, questa richiesta, no, da parte del telespettatore. Sì, certo, credo che queste cose vadano però studiate. Certo, anche esperti, dal punto di vista tecnico e con una certa oculatezza, sperando poi che non ci siano le polemiche, no, come vedi Mose, no, che insomma, infatti, in realtà poi funzioni. Allora la Regione immediatamente è intervenuta per esempio sulla questione mareggiate per un 8 milioni, è vero, no? Sì, è vero, per tutto il lungomare. E 20 milioni di lavori di protezione civile, fra cui c'è anche Trieste e Muggia, in quella che sono la famosa strada di Muggia. Di Lazzaretto, per Lazzaretto, è vero. Allora, prima il consigliere comunale appunto di Muggia del Partito Democratico ha in qualche modo anche un pochino così attaccato la giunta Fedriga e l'amministrazione regionale, dicendo che dà soldi soprattutto ai comuni che così sono governati dalla Lega o comunque dal centrodestra, ma in particolare dalla Lega. Muggia in questo periodo ne ha avuti parecchi di fondi, no, dalla regione, in particolare per la galleria. Allora, se ricordo bene, sulla concertazione l'intervento finanziato per Muggia riguarda proprio la galleria, perché se ricordo bene, ne avevo parlato anche col sindaco, c'era un problema di aumento, erano già stati stanziati dei soldi mi pare 2 anni fa, una roba come 9 milioni, 11 milioni, ma comunque c'è un problema ovviamente di aumento costi e di un ulteriore intervento per far partire il cantiere, che credo sia necessario lì a Muggia, no, per risolvere la questione. Poi questa è l'accusa che ci fanno ogni anno. Ci fanno ogni anno. Ora bisogna sfatare questa accusa e questo mito, perché bisogna dire che vengono finanziati tutti i comuni. Ci sono comuni di centrosinistra, comuni di sinistra che vengono finanziati. Faccio un esempio: è stato finanziato il comune di Terzo d'Aquileia con 500.000 euro per un intervento sui marciapiedi di un viale. Penso sia una strada molto importante a Terzo d'Aquileia. A Terzo d'Aquileia non governa la Lega, non governa il centrodestra e non è che sono dei pericolosi fascisti al governo là, no? È un paese tradizionalmente di sinistra, quindi, ma posso fare anche tanti altri esempi: Magnago dalle mie parti, San Canzian di Sonzo, Ronchi dei Legionari, San Pier di Sonzo, quindi è un'accusa che fanno di continuo. Diciamo così, la concertazione è uno strumento importante, dove i comuni, si chiama concertazione perché praticamente non c'è un bando, non ci sono delle graduatorie,
Gli interventi vengono sostanzialmente concertati direttamente con l'assessore agli enti locali. Quest'anno parliamo di 143 milioni. Va detto che noi eravamo partiti con 130 milioni. 130 milioni dove 110 milioni dove 30 milioni sono riservati obbligatoriamente come quota alle comunità montane. E restavano 80 milioni. A questi si sono aggiunti un fondo per gli interventi strategici che ha costituito la maggioranza, era un emendamento di maggioranza a luglio, nell'assestamento di luglio, con 30 milioni. E poi in corso di finanziaria sono stati aggiunti gli ulteriori 10-17. Va detto, se noi ragioniamo su 110 milioni, va detto che le richieste erano per tipo 260. E quindi bisognava fare delle scelte, considerando che quest'anno in particolare c'erano delle linee da seguire, ovvero quest'anno c'erano molte richieste dei comuni di fondi, chiedevano alla Regione fondi per integrare interventi PNRR. Quindi cosa voleva dire? Voleva dire che non darglieli voleva dire perdere anche il contributo nazionale, quindi questa era una priorità. La seconda priorità che è stata adottata era quello degli interventi sulle scuole. Quindi questi sono stati i cosi principali. La linea guida, diciamo, dopodiché voglio ricordare che mentre l'amministrazione di centrodestra finanzia con la concertazione anche i comuni di centrosinistra e di sinistra, voglio ricordare che l'amministrazione Serracchiani, quelli che non si, diciamo così, piegavano ai suoi ordini, li escludeva per legge. Il mio comune, quando io ero sindaco di Foglianori di Puglia, non avevo aderito all'UTI e con una norma mi avevano escluso il mio comune da qualsiasi contributo regionale. Cioè, questa è discriminazione vera e di legge, ed è una cosa un po' più grave. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno signori, buongiorno ai triestini e friulani. Buongiorno Franco. Io dico sempre che in televisione bisogna mettere due, uno rosso, uno verde, uno giallo, uno bianco e via, che si scorrino fra di loro. Adesso ritornate a parlare di questo che l'altro signore ha sparato tante di quelle cose sulla destra. Adesso questo di destra, leghista qui, sparerà sulla sinistra e via. Ma due in cosa che si scorrino non è meglio. E poi un'altra cosa, diceva che... Va bene, le piace di più, teniamo conto. No, mi lasci parlare per favore, i 2 minuti, mi lasci quei 2 minuti, per favore. Per favore. La sto lasciando parlare. Diceva che i poliziotti sul confine vedono le macchine passare, fermeranno qualcuno, no? E poi io dico, il sindaco, perché non mette la polizia locale a vedere chi ha i documenti in piazza a Trieste, chi ha i documenti e chi non ha. Chi non ha i documenti via di corsa. L'articolo 50 che noi dobbiamo accettare tutti questi extracomunitari, ma vale solo per noi, non per la Slovenia e la Croazia. Ma svegliamoci un po', Capito grazie, Franco, grazie, buona giornata. Allora si riferisce a quello che diceva prima il nostro ospite precedente sull'inutilità dei controlli al confine. Dice, ci sono questi poliziotti che stanno là a guardare le macchine passare, no? Questo era il passaggio a cui si riferiva il signor Franco da Udine, e c'è anche una mail su questo. Allora volevo leggerla rapidamente, poi magari ne parliamo. Dice:
Patrizia, la teoria dell'ospite precedente riguardo i controlli delle forze dell'ordine clandestini è quantomeno singolare. Io metterei invece l'esercito su tutti i confini e le forze dell'ordine a circolare per il centro città, zona Stazione, Rive, zona Lanterna, Ausonia, piazza Garibaldi, piazza Perugino, Sette Fontane. Metterei la polizia municipale al cimitero di Sant'Anna. Non si può parlare dell'operato del Serracchiani, ma si può dire che il governo non fa niente per risolvere, solo per cavalcare l'onda del disagio, per provocare i clandestini. Questo si riferiva sempre a quello che diceva prima il nostro ospite. Va bene. Quindi, che diceva che non servono i controlli, che bisogna toglierli. No, che bisognerebbe appunto utilizzare le forze di polizia in altro modo, magari per controllare. C'era una signora che aveva telefonato da Gorizia dicendo: io quando vado al cimitero mi sento poco sicura perché ci sono molti migranti che chiedono l'elemosina e ho paura di andare al cimitero, no? Quindi diceva più controlli magari sul territorio e meno al confine, che insomma servono a poco. Questo era il discorso, io credo il dibattito. Che però da quando ci sono i controlli al confine la situazione è cambiata radicalmente rispetto a quest'estate, rispetto agli arrivi, ai numeri. A Gorizia, prima dei controlli, Casa Rossa, il piazzale di Casa Rossa o dove c'è l'ufficio immigrazione, era pieno ogni giorno di gente che arrivava accampata lì. Adesso non ci sono, cioè questa cosa è servita. Dopodiché, come quando passo anch'io il confine, io vedo che, insomma, come avevo detto proprio anche qui, credo che gli agenti di polizia stanno attenti, cioè capiscono subito dalla macchina che arriva se va fermata o meno. È chiaro che se vedono un residente lo riconoscono subito, insomma, no? E lo lasciano passare. Non credo ci sia questo grande problema. Credo che però hanno funzionato sull'idea stessa di flusso e di attenzione, cioè, è chiaro. Senza considerare che fanno anche i controlli, possono anche aver messo i controlli ai confini una certa pressione, per esempio Slovenia e Croazia. Ecco, si torna anche al discorso che poi citava anche il nostro telespettatore. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo. So che c'è già una telefonata che sta attendendo di essere ascoltata, allora fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, abbiamo subito una telefonata da sentire. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Vediamo se riusciamo a parlare. No, c'è sempre qualche difficoltà, magari la prossima volta sentirò prima della pubblicità, anche se magari incombe, perché c'è un po' di difficoltà poi nel recuperare la telefonata. Allora, siamo sempre in compagnia di Antonio Calligaris, che è il capogruppo in Consiglio regionale della Lega. Ci sono anche le vostre mail, naturalmente, che fra poco leggerò. Ce n'è una che arriva, una segnalazione per un grave disservizio a una persona invalida, la leggiamo fra poco, ma prima volevo darvi conto di una notizia dell'ultima ora, un caso di usura ed estorsione a Trieste con tanto di metodo mafioso, scoperto perché aveva un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Allora, la direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro preventivo disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trieste nei confronti di un 50enne di Napoli. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro, tra i quali contanti preziosi di ingente valore, motoveicoli di grossa cilindrata eccetera, è stimato in oltre 220.000 euro. L'uomo è stato colpito nel tempo da vari provvedimenti cautelari, personali e reali. È stato inoltre arrestato nell'ottobre 2020 dopo il sequestro di un'arma da fuoco e munizioni detenuti illegalmente, ma aveva anche gioielli, orologi di valore e una considerevole somma di denaro ritenuti dagli investigatori frutto di attività usuraia e estorsiva
aggravata anche appunto dall'utilizzo di metodi mafiosi, che è insomma un fenomeno che non è tanto frequente per fortuna dalle nostre parti. Quindi il sequestro, fa sapere la DIA, è arrivato in seguito alla proposta presentata dal procuratore distrettuale di Trieste sulla scorta di accertamenti svolti dalla DIA Giuliana, da cui è emersa la riconducibilità in capo al cinquantenne anche tramite prestanome di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Quindi questa è la notizia che diamo appunto una notizia dell'ultima ora. Dicevamo un grave disservizio a una persona invalida, ce lo segnala Antonella, che è proprio la persona invalida in questione. Dice: il 26 dicembre scorso purtroppo ho smarrito il contrassegno per parcheggiare l'automobile sugli stalli riservati ai disabili. Oggi mi reco dalla polizia locale, in realtà ieri perché la data è del 3, per fare denuncia per un nuovo contrassegno. Vengo a sapere che ci vogliono circa 30 giorni, rimango allibita quando vengo informata che nel frattempo non posso esporre la fotocopia del contrassegno smarrito, né ricevo nessun altro documento provvisorio come si fa per esempio con la carta d'identità, per continuare a fruire del parcheggio dei disabili. È ovvio che in quanto titolare ho dei problemi di deambulazione e non posso permettermi il taxi per 30 giorni per recarmi al lavoro, e questa, dice, l'inclusione di cui si parla con tanto orgoglio. Ci sono anche dei servizi eccellenti, dice Antonella, ma com'è possibile che ci sia una falla così banale in questo iter burocratico, insomma, che non sia prevista almeno di poter esporre la fotocopia. Infatti, cosa che dice di voler fare comunque sperando nella buona sorte di non incappare in qualche sanzione, e la capiamo anche da questo punto di vista, però dice insomma Antonella, io vorrei fare le cose in regola, no? Però per ragioni burocratiche è abbastanza assurdo che per ben 30 giorni io non possa usufruire legalmente proprio o almeno che non ci sia un documento sostitutivo, no? temporaneo. Infatti magari proveremo a informarci e vedere se è possibile aiutarla in qualche modo. Intanto torniamo dal nostro Bernardo Gulotta, che si è spostato nella zona delle bancarelle in centro città. Allora nuovamente a te la linea, Bernardo. Di nuovo buongiorno Laura, buongiorno al consigliere Calligaris e a tutti i telespettatori. Siamo proprio nel cuore della città, in zona Piazza Sant'Antonio, perché mancano pochi giorni al termine delle bancarelle di Natale, il mercatino di Natale, che quest'anno, mi raccontava proprio uno dei protagonisti della zona di Piazza Sant'Antonio, è andata piuttosto bene, corretto? Correttissimo, quest'anno infatti secondo noi, anche grazie al tempo che è stato mite, non abbiamo avuto grandi freddi o piogge intense, c'è stata una grossa affluenza e soprattutto di turisti, di stranieri che sono venuti a visitare il mercatino, anche tante volte complimentandosi con l'offerta che hanno trovato qua a Trieste rispetto agli altri anni, quindi c'è stato un netto miglioramento, direi, soprattutto della qualità del mercatino. Possiamo dire che c'è stata una complicità, diciamo, di quello che può essere stato forse un leggero calo dei mercatini della zona, diciamo, del circondario, sia italiana che straniera? Ma da quello che abbiamo sentito proprio da clienti che abbiamo avuto sia della Slovenia che della Croazia, ci riferivano che quest'anno nelle capitali come Lubiano o Zagabria appunto c'è stato un lieve calo, secondo noi forse del numero di espositori, della qualità oppure degli addobbi natalizi. Questa è stata una lamentela molto sentita in questi giorni. Ecco. Come chiuderete voi questa settimana? Perché mi anticipava prima che farete nel giorno di domenica un qualcosa di particolare, possiamo svelarlo un po' in anteprima? Ma un attimo in anteprima avremo la fortuna di avere qui con noi il gruppo di speleologi della Grotta Gigante che faranno il Gran Pampel, e questa bibita che si usa fare durante l'Epifania la faremo qui davanti in piazza, che sarà un simpatico spettacolo per gli avventori, quindi quel giorno offriremo a tutti quanti come chiusura del mercatino di Natale questa bibita magica. Voi esattamente qui in questo vostro spazio di cosa vi occupate? Noi siamo produttori e distributori di prodotti ittici sott'olio, in particolar modo acciughe dell'Adriatico,
sardine e tonno, tutti i prodotti locali o diciamo di questa zona ittica, di questa zona di mare dell'Alto Adriatico. Abbiamo iniziato da circa poco più di un anno. I nostri prodotti ora iniziano insomma, ad essere messi in vari negozi, salumerie, enoteche, pescherie, oppure usati nella ristorazione da, secondo noi, quelli che sono i migliori ristoranti di Trieste. Le faccio un'ultima domanda, non che la provenienza geografica comprometta la qualità o in qualche modo ne dia una distinzione o una connotazione particolare, ma voi siete fra i pochi espositori triestini qui nel mercatino di Natale quest'anno, giusto? Esatto, sembra di sì, siamo gli unici e siamo però orgogliosi di offrire un prodotto locale e orgogliosi insomma di essere qua nella nostra città, nella nostra piazza, vedere la nostra gente che si trova bene insomma con quel prodotto che offriamo. Ecco. Allora buon lavoro e grazie. Grazie a voi, buona continuazione di anno a tutti quanti. Vi aspettiamo il 7 col Gran Pampel. Grazie. Bene, grazie dunque. Sì, ripeto, chi viene dalla Puglia, chi viene dalla Calabria, ognuno ha un prodotto da esporre, ce ne sono diversi, sono 85 se non sbaglio gli espositori totali in questa zona di Piazza Sant'Antonio, poi in Piazza della Borsa, lungo le vie proprio di questa zona della città. Loro sono gli unici triestini e ci faceva piacere anche sentire un po' quello che può essere il loro bilancio dei mercatini di Natale di quest'anno, che chiuderanno proprio la domenica, quindi mancano 3 giorni per chi ha piacere ancora di visitare e comprare qualche prodotto o anche solo fermarsi in quelli che sono i chioschi enogastronomici per mangiare, bere, insomma assaggiare qualcosa di tipico che sia locale o che sia di altre regioni. Di nuovo a voi la linea, grazie. Grazie a Bernardo Gulotta. Allora sentiamo subito la telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi prendo da Muggia Tele 4. Il segnale debole o assente. Siete un paio di mesi che telefono già una decina di volte. Che cosa? Mi scusi, non ho capito la segnalazione. Il segnale debole è assente, Tele 4. Ancora assente, lei telefona da Muggia. Allora, guardi... Sì. Da Fonderia che vicino al campo sportivo, sì, ho capito, allora guardi, noi raccogliamo questa sua segnalazione, però il percorso da fare poi è diverso perché possiamo... lei ha lasciato il suo numero di telefono alla segreteria quando ha chiamato? Sì, sono già 7-8 volte che chiamo. Ok, però... allora dobbiamo girare semplicemente questa sua segnalazione con il suo numero di telefono e la ricontatterà un nostro tecnico per spiegarle che cosa fare insomma in questo caso. Sì, grazie. A fare sintonizzare i canali sempre uguale. Ho capito. Va bene, grazie della segnalazione, le facciamo sapere, la facciamo ricontattare dal tecnico perché ogni tanto insomma ci sono problemi di ricezione, no? Della nostra emittente. Allora dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria della mattinata, ci rivediamo subito dopo in compagnia del consigliere regionale Antonio Calligaris. A fra poco. Bentornati in diretta con Antonio Calligaris, consigliere regionale, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Avete terminato i lavori sul bilancio, sulla finanziaria regionale, poi adesso riprenderete quando? Con il nuovo anno? Sì, con il nuovo anno, a gennaio. Ecco, proprio nel mese. Prossima settimana. C'è già qualche commissione. Ecco, si comincia dalle commissioni, poi insomma si va avanti con il lavoro. Com'è andata questa annata, diciamo, questa fine d'anno con questo importante bilancio? Non lo diceva prima, con consistenti risorse anche per i comuni, no? Come è stata, quella, come sapete, è stata la finanziaria più importante e più ingente, no? Con quelle somme più ingenti della storia del Friuli Venezia Giulia. Diciamo che questa prima parte di legislatura, 8 mesi, sono stati caratterizzati sostanzialmente da 2 assestamenti di bilancio, luglio-ottobre, e la finanziaria è tutti e 3 da record come misure e come risorse. Quindi è stato un
un continuo lavorare su misure finanziarie o su questi aspetti, per cui non c'è stato, se bisogna dirlo, anche un lavoro del Consiglio su nuova legislazione o su altro. Si è seguito molto questo. Credo che è stato fatto un lavoro importante, soprattutto perché, fra l'altro va detto che questa è la prima volta che una maggioranza può dare continuità alla propria azione amministrativa. E perché? Perché è la prima volta che il Presidente viene rieletto. Riconfermato. No? E quindi sono state portate avanti tutta una serie di misure e iniziative, penso solo alla conferma e l'aumento del contributo per il bonus fotovoltaico, che si è arrivati a 150 milioni di euro. Lì vuol dire che sono 12.000 famiglie in Friuli Venezia Giulia hanno o avranno un impianto fotovoltaico che gli consentirà di abbattere le bollette. Credo che sia un passo avanti importante. Nella finanziaria c'è la misura che credo che avrà, è nuova, perché non c'è in Italia, quella proposta dal Presidente Federica sulla denatalità, no? Questo contributo, finanziamento al mutuo e per le giovani coppie che fanno figli. C'è una misura della maggioranza che forse non riguarda molto Trieste ma più la zona del Friuli, che è quella di un contributo volto a favorire le assicurazioni sugli eventi catastrofali. No, ne abbiamo avuti, è vero. Il cittadino comincia a pensare che la sua casa forse bisogna metterla un po' al sicuro da robe come sono successe a Mortegliano, dove con la grandine è stato un bombardamento praticamente. E quindi si cerca, diciamo che la nostra linea è quella in tutti questi mesi di dire cerchiamo di creare degli strumenti che aiutino la classe media, ma io la chiamo lavoratrice, no? a un po' in sicurezza, o a pensare un po' di mettersi al sicuro con l'aiuto della regione da aumenti di bollette, oscillazioni, catastrofi, perché è un po' sono quelle persone che ci hanno accusato di fare tutto per la classe media, il ceto medio e non pensare agli altri, però io ricordo sempre che sono quelle persone lì che pagando aiutano a sostenere tutti, no? E in questo momento avere quella fascia lì in crisi sarebbe peggio per tutti. Peserebbe un po' su tutti. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, comunque vi faccio gli auguri lo stesso a lei e al suo ospite. Buongiorno, auguri anche a lei. Che fa parte della giunta regionale della Lega. Devo darle tante critiche, tanto a cominciare dalla sanità. Non c'è un medico di famiglia. In tutta la regione, non a Trieste, in tutta la regione ne mancano 130. E allora vorrei dire, questa sanità, che la gestisce l'assessore della sanità, ma qua a capo del primo presidente. Ma quando si decidono di fare qualcosa per i cittadini? Quando? Quando? È troppo tardi già? È già troppo tardi? Capito. Capito la sua segnalazione, insomma è molto chiara, grazie di aver telefonato e anche auguri anche a lei naturalmente. Il problema dei medici di famiglia che mancano, no? E quindi come il Signore ci fa sapere più volte, anche nel corso delle nostre trasmissioni, lui stesso è interessato da questo fenomeno, no? C'è sempre più difficoltà ad avere il medico di famiglia e quindi un'assistenza, no? Perché non ce ne sono. Perché non ce ne sono. Cioè, non ce ne sono. Questo non si trovano. È il problema. Dopodiché non è propriamente vero che i medici di famiglia mancano in tutta la regione, ci sono delle aree particolarmente colpite, che sono un po' la zona di Trieste, un po' la zona di Gorizia, la zona della Bassa Friulana, la Carnia,
dove c'è un problema, in Carnia si è passati a fare il medico di Vallata, ma comincia a essere anche un problema col medico di Vallata a trovarlo. E va detto che, allora, questo è un problema strutturale che parte molto probabilmente una decina d'anni fa, andava affrontato 12 anni fa, perché è il tempo che ci vuole per preparare un medico. Un medico, è vero. È un problema che riguarda quindi proprio lo stesso ingresso all'università, i numeri delle università di medicina e chirurgia, la programmazione delle borse di studio, delle specializzazioni, e anche questo riguarda il fatto che molto probabilmente gli studenti di medicina non erano interessati a fare quella carriera lì, e quindi a fare il medico di famiglia, magari preferivano fare gli ospedalieri, e questo negli anni non è stato, cioè parliamo di molti anni però, per cui non è tutta colpa, e non è, credo, proprio colpa dell'assessore Riccardi o della giunta Fedriga. La giunta Fedriga, in concomitanza praticamente con il Covid, ha praticamente raddoppiato il finanziamento per pagare le borse di studio dei medici di famiglia, di medicina generale. Il problema è che forse anche spingere o diciamo convincere gli studenti che quella è una carriera interessante. Voglio ricordare per esempio che in un paese come il mio, che ha 3.000 abitanti, il medico di famiglia è una figura quasi vicina al sindaco. Ancora. Certo, ancora, è ancora così, certo, è posso vero. dire, il mio va in pensione l'8. Io resterò. Va detto che su questo la Regione è intervenuta anche con gli ambulatori, quelli dove Quindi, ci sono i medici a rotazione, perché è una risposta, per l'amor di Dio, ci sono tutte le critiche, tutti i problemi, però altrimenti non ci sarebbe niente. E quindi va detto anche, una soluzione tampone, diciamo così, no? Per far fronte alla mancanza oggettiva. però sono stati attivati in tempi molto brevi. Rapidi. Seconda cosa, va detto che in determinate zone, credo che nella zona del Monfalconese, forse nel Triestino, si cominceranno ad avere cominceranno ad arrivare nuovi medici di base che entreranno in servizio, e si potrebbe superare il problema dei pensionamenti intorno al 2025. Quindi 25, ancora, 26, ancora almeno un anno, insomma, di e crisi. se non di più. Questo è il momento proprio di crisi. Di crisi. Allora, abbiamo un'altra telefonata in attesa. Buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Rossella. Rossella, buongiorno. Buon anno a tutti. Buon anno anche a lei. Allora, io come sempre vi chiamo quando ci sono problemi, perché voi riuscite a risolverli. Allora, grazie Rossella, speriamo, ci proviamo. Veramente, ogni volta ci avete aiutato. Allora, abbiamo un mese senza pulizie delle scale, hanno perso l'appalto e niente. Un mese così. Allora, da notare che l'affitto di dicembre è stato altro che pagato, con dentro le spese delle scale, pulizia scale. Mi ricordi, Rossella, si riferisce alle case Ater di... Sì, via Molino Vento, via Molino 96, okay. La famosa casa. Perfetto. Sì, allora, scale, giardini, abbiamo la sporcizia in tutti i sensi. Quindi non le dico. Il problema è l'appalto di chi dovrebbe fare le pulizie nel vostro stabile. Hanno preso altri l'appalto, però fino adesso non ci sono. Ho capito, non si sono ancora presentati a fare le operazioni zero. necessarie, capito. Allora, chiediamo lumi all'Ater, come sempre, va bene? Vediamo che cosa è successo. Voi riuscite a parlare con Ci proviamo. loro, grazie. Grazie Rossella, buona giornata, speriamo insomma si risolva anche questo problema. Allora andiamo anche a leggere alcune mail che stanno arrivando, sono tanti i nostri telespettatori che ci chiedono interventi. Allora i controlli, questa è una mail un po' credo polemica, allora i controlli in inverno, e si riferisce ai controlli a confine, avrebbero migliorato la situazione migranti anche per gli arrivi in estate, chiede Davide. E ancora la multa per i balneari in arrivo la paghiamo
coi risparmi per il peggioramento delle condizioni rispetto alla legge Fornero. Insomma, critica velatamente alcuni provvedimenti decisi a livello di governo, no? Governo centrale. Poi c'è ancora invece Gianni, il nostro amico Gianni, che ci scrive: alla dottoressa di bianco vestita auguro una continuazione d'anno sereno e felice, ricco di soddisfazioni, anche a lei Gianni, all'ospite e alla città un identico augurio. Un mio piccolo pensiero, ed è questo: bene il sostegno che il governo dà alle famiglie, soprattutto per i nuovi nati. Mi auguro che fiorisca questa idea dell'incremento alla natività, ma il mio dubbio è confortato purtroppo da una società completamente diversa. I vecchi valori riguardo la famiglia non che non esistano, ma sono molto rallentati. Oggi si preferisce il viaggio alle Maldive piuttosto che adoperare quei soldi per un domani familiare. Una volta era diverso, si pensava a un domani comune costruito sulla famiglia. Smetto affinché non mi arrivi dunque malavadi in quel paese vecchio rimbambito. Ma no, Gianni, assolutamente, insomma, ha espresso anzi molto educatamente la sua opinione, che fra l'altro forse anche condivide il nostro ospite, no? O almeno in parte. Sì, sì, no, certo, Ecco. è chiaro che c'è un cambio anche culturale, no? E sociologico sulla questione del mettere su famiglia, di fare figli. Che va detto però, per esempio, in determinati paesi è stata risolta magari anche con le famose, non so, col quoziente familiare, con gli interventi fiscali, no? In Germania, no? Tutte le coppie comunque facevano sicuramente 2 figli, qualcuno anche il terzo. Forse è una cosa che anche qua dovevamo un po' di anni fa, un 20-30 anni fa, ragionarci su. Comunque adesso, insomma, non è tardi. Appunto, la Regione ha fatto sta misura. Come Regione noi abbiamo puntato molto sui figli, gli interventi su il primo figlio, anche il secondo gratis negli asili, la dote famiglia, la dote scuola, per cercare appunto di sostenere, insomma, la natalità, perché uno dei problemi di questa Regione è, guardate, ed è vero, la denatalità. È proprio questo. Questo è vero. Siamo una regione anziana, no? Siamo una regione anziana, una delle più anziane, per l'amor di Dio. Abbiamo avuto tanti problemi in questi anni, abbiamo avuto il Covid, l'aumento dei prezzi, bisognava sostenere l'economia, la sanità è messa com'è e bisogna affrontare quel problema. Adesso effettivamente con le risorse ingenti si è cercato di pensare anche alla questione denatalità, che era un po' un problema sommerso, ma c'è. No? Quindi l'avete affrontato, insomma. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Vediamo se riusciamo a parlare con il nostro telespettatore. Buongiorno. No, credo sia caduta la linea. Vediamo se riusciamo a recuperarla in qualche modo. Ci scrive Riccardo. Dunque, salve, mi domando se la sottomissione delle politiche delle nazioni europee alle entità che stampano e producono l'euro finirà prima o poi, e se la risposta ipotetica è un sì, in teoria quando potrebbe succedere e seguendo quali logiche meccaniche calate dai governi delle nazioni europee nei propri territori nazionali. Si tratterebbe di un discorso basato sulle logiche tipo ognuno per sé e Dio per tutti, o un qualcosa dove a monte i ragionamenti vengono fatti direttamente nelle aule di Bruxelles? Una domanda particolare questa di Riccardo, no? Che riguarda, insomma... credo tocchi anche la questione del signoraggio, che era una vecchia questione. Una vecchia questione, è vero. Bisogna dire però, ecco, che forse credo giugno ci saranno le elezioni europee, questo forse nella storia è il momento più particolare per cui cambi qualcosa, questo è vero. C'è una possibilità che non sia più, diciamo così, centrosinistra a governare in Europa. Potrebbe accadere, o ci si potrebbe andare vicino, in quel caso potrebbero cambiare molte cose, se non altro, magari non tutte, per l'amor di Dio, però si potrebbe invertire una tendenza, una visione dell'Europa. Un'altra telefonata subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno.
Vediamo se riusciamo a sentire, c'è qualche difficoltà con le telefonate, sentiamo che arriva la telefonata però non riusciamo a dialogare, non so da cosa possa dipendere. C'è già il consigliere, un consigliere comunale che chiede informazioni anzi dice il consigliere Tremul dice di aver già informato l'Ater sulla questione della telefonata della signora di prima che insomma prendono nota all'Ater e vediamo che cosa succederà con il nuovo anno, però ci sono le tempistiche contrattuali che non sempre insomma sono velocissime quando si danno i lavori in appalto, questo è sicuramente vero, no? per tante cose. Allora spostiamoci per un attimo a Monfalcone di cui ci stiamo occupando molto in questo periodo, allora c'è stata anche la manifestazione del 23 dicembre, prima c'era stata una forte presa di posizione del sindaco e anche un'ordinanza che è stata poi contestata. Che idea si è fatto insomma di quello che sta facendo il sindaco Cisinta, Monfalcone, e di quella che è stata la risposta? Sì, è stato un provvedimento dirigenziale, no? Non propriamente un'ordinanza del sindaco. Non del sindaco, perché tecnicamente, certo. La questione è una questione di tipo urbanistico, per cui sostanzialmente i centri culturali, chiamiamoli così, praticamente in un centro, in una struttura che poi ha una destinazione commerciale, fai un'attività religiosa e questo si configura come un abuso edilizio sostanzialmente. Questa è la grande invenzione trovata dal sindaco Cisinta. Allora, io credo che oltre all'azione giusta, vede, questa cosa purtroppo era una cosa che andava sistemata molti anni fa. Cioè Anna Cisinta, lo dico sempre, avrebbe dovuto essere eletta sindaco 20 anni fa a Monfalcone. Perché questi centri poi fanno le stesse attività da una ventina d'anni. Quando c'è stato il cambio vero di produzione con l'arrivo degli immigrati lavoratori del Bangladesh, perché il problema è che nel momento in cui arrivano queste persone, questi immigrati, siamo noi che dobbiamo essere decisi nel stabilire e far valere le regole del nostro paese. Adesso rischia di essere tardi, questo no, non è che rischia di essere tardi, adesso è molto più difficile. È più difficile, è più complicato. Molto più difficile. Abbiamo visto una reazione, perché faccio solo notare, per esempio, che le parrocchie di Monfalcone hanno offerto alla comunità islamica i loro ricreatori per andare a pregare. Sì. E loro si sono rifiutati. Giusto per segnalarlo, per cui, perché uno capisce, uno vuole andare a pregare, deve andare, cioè è un'esigenza, però sai, quando ti dicono, beh, ma allora vieni da noi e tu ti rifiuti perché dire no, noi dobbiamo avere il nostro posto, noi dobbiamo avere la nostra cosa, anche perché c'è un problema poi in questi centri culturali, che poi sono le moschee, di controllo, di cosa dicono, cosa predicano, ed è questo quali messaggi fanno passare, perché io voglio ricordare che a Monfalcone il problema è che 3-4 anni fa non c'erano tutti questi burka, non c'erano le ragazzine che andavano a scuola alle elementari, prima media col burka. Questo vuol dire che è arrivato qualche imam che è un attimino più estremo. Più rigido. E questo è un problema, sono cose che vanno controllate. E giustamente il sindaco ha cominciato a farle notare e a tentare di arginare, a contrastare questa che se ne è una deriva che ti porta, come dice il sindaco, alla sostituzione. Chiarissimo. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? È caduta palesemente anche questa. Ci scrive invece Davide, non sarebbe male un cambiamento in Europa.
una vittoria dei sovranisti, così gli aiuti all'Italia da parte degli altri paesi si bloccherebbero subito. Quindi il discorso che faceva prima, no? È possibile un cambio di passo in Europa con le prossime elezioni europee, però dice lui se vincessero i sovranisti gli aiuti all'Italia si bloccherebbero. No. Non è così. Cioè tutti i leader dei principali partiti sovranisti, meno quello dell'Olanda che stava creando, formando il governo, per esempio, erano a Firenze con Salvini un mese fa. C'era anche lei a Firenze? Sì, esatto, quindi non credo che ci sarebbe questo grande blocco. Questo pericolo insomma, non lo vede insomma, per quanto riguarda il discorso europeo. Proprio a livello politico insomma, si sta lavorando, no? Molto per le prossime europee, sono tutti i partiti un po' impegnati in questa corsa. C'è più interesse forse per queste europee? Sì, perché probabilmente è il momento in cui sai che può cambiare qualcosa o ci potrebbe essere quindi si può incidere, no? In qualche sì, modo. ci può essere un cambiamento e questo è importante, sì, anche se poi in realtà non credo che tutti abbiano messo a punto ancora le candidature perfettamente o completamente, credo che insomma, da qui a un mese si comincerà a parlarne, a partire proprio, proprio con la campagna vera e propria, a entrare nel vivo. Allora, pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto? Sì, sono in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Finalmente riusciamo a sentire. No, ve la vedo per televisione che parla, non posso parlare. No, no, è lei in linea. Abbassi il volume della televisione, così ci sente grazie, meglio attraverso il telefono. Ecco fatto. Ecco qua, perfetto. Allora, buongiorno signora, come si chiama? Sono Valentina. Valentina, allora. Volevo dire a riguardo di questi bengalesi a Monfalcone, se non si trovano bene fanno i suoi bagagli e tornano a casa. Perché fanno là le sue proposte, le sue comodità che il governo nostro lascia? Questo non va bene per niente. Capito. Questa è la sua opinione, lei ci chiama da Monfalcone? Questa è la mia opinione, perché anche noi siamo anche immigranti nel 66, però ci siamo adeguati a tutte le leggi, Capito. a tutto quello Era un po' il discorso che si faceva prima. E lei abita a Monfalcone, Valentina? No, non sono da Trieste. Da Trieste, ho capito. Sì, da Trieste. Sì, va bene. Grazie Valentina. E mi dispiace, ma siccome non si trovano bene, se noi non ci troviamo bene quel momento lì nel 66, tornavimo in Croazia o in Svizzera, di dove siamo venuti. Capito. Però ci siamo adeguati, ci siamo trovati molto bene, lavorando e rispettando le leggi italiane. Chiarissimo, è chiaro il suo messaggio. Grazie Valentina, buona giornata. Allora, c'è anche una mail dello stesso tenore più o meno di Patrizia che dice: la Cisinta ha fatto benissimo, loro cercano sempre di fare ciò che vogliono. A Monfalcone cammini, non ti pare di essere in Italia, quando ti dicono noi non siamo qui per integrarci, voi che ne dite? Insomma, è questo un po' il problema che sottolineava anche prima insomma, il nostro ospite, il consigliere capogruppo della Lega, no? L'integrazione difficile e il rispetto soprattutto delle regole. Allora, il concetto è, come si dice, ci sono molti stranieri, immigrati che vengono e dicono, beh, ma io, diciamo così, con qualcuno ci parli o te lo racconta, non so, qualcuno, un bosniaco mi ha detto, guarda, io sono venuto, mio figlio, ok, va a mensa a scuola, ma io non protesto per la mensa, perché non voglio, no, che c'è qualcuno che arriva, no, noi mangiamo così, dobbiamo avere quel menù, no, non puoi fare questo. E qualcuno dice, ha detto a suo figlio, tu non ti lamentare, noi siamo ospiti, dobbiamo un attimino adeguarci noi. Forse questo addirittura anche tanto, però vuol dire che ci sono stranieri che arrivano con un determinato atteggiamento di rispetto delle regole, ci sono altri che si fanno adesso a Monfalcone forti del numero e dicono, noi vogliamo questo, vogliamo questo, vogliamo questo. Voglio ricordare però, attenzione, che non è
che uno viene qui e dice io lavoro, io pago le tasse e devo essere come in Bangladesh. Perché voglio ricordare che di quelli che vengono regolarmente, tutti in regola, per l'amor di Dio, a lavorare a Monfalcone, per lavorare, certo. uno lavora e 4 o 3 sono a carico della fiscalità generale. La moglie, il papà della moglie, la mamma del signore, un bambino, 2 bambini. Cioè, quindi attenzione, non è vero che ci pagano loro le pensioni. Matematicamente non è vero. Non è questo. Allora, grazie a Antonio Calligaris per essere stato con noi questa mattina. Torni presto a trovarci. Buon lavoro, insomma, buona ripresa dei lavori anche in Consiglio regionale. Grazie molte. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutti voi.